Ci siamo. Ci siamo tutti. Ok. Allora. Ciao Barocco, ciao Michelotto, ciao David Beckham, ciao grandissimo Terence. Vai di operazioni preliminari. Allora. Ok. Perfetto. Ciao Daniel, ciao Polema, ciao Alessio Volpe. Hai visto Polto? Ho scritto la polata, ho fatto. A fine, ricordo ragazzi, a fine video inizia sul canale di Polema Angai una diretta dove spacchetta non solo pacchetti di FIFA, ma anche corpi maschili. Questo, signori, è Polema Angai. Ok. Ciao Francone, ciao The White Gamer, Alessandro, Alessio Volpe, Darkstar, Amedeo Doni, il piccolo Amedeo, perché se c'è Amedeo io sono più tranquillo. Ma quando c'è Terence sono ancora più tranquillo. Higuain a 18 gol, sarà dura vincere il capocannoniere anche quest'anno, ma io ci provo. Un attimo solo. Allora. Ok. E anche di qua. Buono. Ok, allora Francesco Borgia, ciao. Ciao Pep. Va tranquillo Francone. Ok, scusate ragazzi per appena ho fatto letto arrivo subito. Fazzoletto come andiamo? Eccoci qua. Vaffanculo di là. Eccoci qua. Vai. Ciao Tinkoff. Ciao Regio. Ragazzi, siamo belli carichi, mi raccomando, perché qua siamo terzi in classifica, siamo in Europa League, abbiamo tante cose da fare. Ecco Francone, il bel Francone, un bell'uomo. Ok, Conte, sei dimesso, direi di partire subito. Gigi Palla, signori, c'è Gigi, l'uomo che non ha ancora segnato un fottutissimo gol. Il Bode è fuori ancora una settimana e poi rientra, ci ritorna con l'attacco a 2. Mito 2 settimane, e ok. Arele che è uscito dal gruppo, quindi il prossimo anno ci sarà subito la cessione di Arele, che mi dispiace. Ciao Matteo Sacchi, ciao Luca Graziani, ma così è, non si può assolutamente mollare lo zoccolo duro, questo è poco ma sicuro. Il rumeno purtroppo parte subito male e la cosa non mi piace quando il rumeno parte male, so cazzi. È un po' così il rumeno, ragazzi, un po' così. Il veneziano non è in forma, allora mettiamo Francone, che non voglio rischiare. Francone ha un'occasione più unica che rara, ok? Vai che andiamo. Ciao Bartolucci, ciao caro. Benvenuti a tutti i telespettatori che assisteranno a questo incontro. Ragazzi, per piacere, adesso voglio grinta allo stato purissimo, uno dei più puri. Vai raga, Venezia-Napoli, partita difficilissima. Io sono Fabio Caressa e qui con me c'è Luca Marchegiani. Un saluto anche da parte mia. Speriamo di vedere una partita interessante. È team cazzo, ragazzi. Sì, porca puttana. Luca, secondo te quale giocatore potrebbe rivelarsi fondamentale in questa partita? Ragazzi, chiedo che a voi siete team cazzo, un talento davvero straordinario. Sembra di sì, però Pintus. Lui è il vero regista offensivo della sua squadra. Pintus, è Nasdaq come esterno da Madonna, quasi campo, autogol giocare anche come seconda punta, sfruttando la sua imprevedibilità sulla tre quarti. Pensavo la stessa cosa, stiamo a vedere se confermerà Rocco Barocco.
campione asiatico e capocannoniere a pari merito con altri del mondiale per club, che comunque è arrivato terzo. Ottimo risultato. Palla larga in profondità. Ragazzi, chiedo un Palla in piccolo out, ci sarà rimessa riepilogo prima di laterale. fare. Praticamente Mito migliori parata, Pintus best fail, assist Alexandru, gol Kume, è così. Traversone in Attacca. arrivo. Attenzione, peccato. Messo fuori dalla difesa. Fallo, calcio di punizione. Flash Simulator a breve, a brevissimi ragazzi. Jorginho. Stra breve. Fauzi Gulam la mette in mezzo. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Raul Albiol. Ok, perfetto. Jorginho Quello non c'è da fare anche Albo d'oro completo. appoggia il pallone Perché largo con giocatori cosa hanno eleganza. vinto, finora l'unico che ha vinto, a parte il Kume capocannoniere della Serie A. Rocco Barocco, che manca tantissimo il nostro barocchino. Cerca Cannistra. spazio. Francone! Mamma mia, Francone, il Bel nostro pallone Kaiser. filtrante, non è riuscito per Ciao Fabio Primofiore. Grazie The White. Passaggio Ciao filtrante da Matteo manuale. Homoni. Ha mostrato grande precisione e visione di gioco. So io chi è questo. Vai ragazzuoli. Prova a metterla subito in C'è aria. tanto Caress, aspetta un attimo. Mertens Ok. prova la giocata nello Bravissimo, spazio. Picella, la recupera subito. Vai Cannistra. Gioca una palla lunga. Per Francone, che però la Intercetta e perde. sbroglia una Francone situazione lento, che si purtroppo. faceva molto pericolosa. Hamsik Bravissimo Zincaro. vuole la profondità. Passaggio in avanti nello spazio. Ciao, Christopher. Riesce ad intercettare. No, non gioca il Kume, dai Paul, vai. Continua ad avanzare Che verso magia, l'area. Eyman, peccato. Che miseria. Prova il traversone. Se no, veramente Hamsik. non sento niente. Non Nella è fase cambiato nulla, centrale del ragazzi. primo Però tempo. è Siamo uguale, ancora non è che 0-0. ho modificato i parametri. Cerca di sfruttare lo spazio sulla Pintus, fascia. attenzione, mamma mia, Mertens! forse sono Molto vicino lontana qua. la sua conclusione dallo specchio della porta. Si è mosso bene, ma quando sembrava fatta ha sbagliato. Mi sentite? Ciao Simo Board. Gervasi. Alamos. Cavaliere dell'Apocalisse per Emangai, per Daniel, durissima col Napoli in Coppa, ma Prova il crediamoci. filtrante. Callejon. Però bravissimo, Zincaro recupera. Alamos cerca di riprendere, ma non ce la Zelinski. fa. Eyman. È stato un Bravo brivido per la Alamos. squadra, ma si è Zincaro, fatto la trovare finisce pronto con bene, da l'anticipo. Francone, vai Francone. Francone che è una punta, fa fatica anche Francone. Tra poco ritorna al volley, Cannistra, il maestro per... Bel passaggio di ritorno. Porca Decide di miseria, sfruttare la Pintus. fascia. Buono, Cerca la vai la profondità. bamba di Sulla Terence. fascia. Ci prova il volo. Il Duca di pochissimo, Buono comunque il peccato. riflesso sul cross. La difesa avrebbe dovuto fermarli prima. Sono arrivati al cross con troppa facilità. Adesso come sentite? Pronto ad abbassare o più di così ragazzi? Ma è stato così basso, Insigne. Dai ragazzi, dai. Passaggio in avanti. Prova la giocata nello Occhio, vabbè, spazio. non ho fatto neanche un tiro finora. Bell'intervento difensivo. No, mamma mia. È occasione persa Bravissimo questa, ha Eyman, sbagliato Daniel l'ultimo Andrew. passaggio. Al centro c'è sempre meno spazio, bisogna essere precisi e veloci nel passaggio. Zelinski. Dai figlio, bravo Alamos, la E recupera il molto tentativo bene. finisce con un nulla di fatto. Ha la possibilità di andare verso la porta. Aspetta, ma ci sono problemi. Aspetta un attimo. Spara il minimo. Cioè, meno di così è proprio impossibile, ragazzi. Se... Non so, è un problema vostro probabilmente perché... Vai. Callejon non può essere Veramente pericoloso il se minimo viene volume di costretto a gioco, giocare così, spalle alla porta. Dai, L'appoggio sulla dai. fascia. Terence. Pintus. Vai Guy.
Gai, ah, peccato. Contropiede troppo lento. Ora Non ha radio va agito bene. Ok. abbastanza in fretta, ha permesso alla difesa Ottimo. di riorganizzarsi. Sì, ma non ho cambiato niente, però quello è il discorso. Sono uscendo forse. Terence. Cerca il tiro. Terence, madonna, Il cosa ha portiere preso dice di Reina? no. Ottima la parata del portiere. Ha mostrato una gran classe, Porca un'autentica miseria. parata d'istinto questa. Vediamo quale compagno cercherà di raggiungere con questo corner. Vai, Gai. Ragazzi, sento poca concentrazione però. E la difesa non si fa cogliere impreparata. Gervasi. Prova il tiro. Ma Grande buon tiro di parata Gervasi, dell'estremo peccato. difensore. Qui è stato bravissimo. Questa è una grande parata. E l'arbitro No, in Giappone ha fischia la fatto fine di questa bene, prima no, in frazione di Italia gioco. è Verso un la po' fine del tempo hanno giocato alla purtroppo. grande e questo potrebbe infondere loro coraggio è arrivato e anche il Duca. consapevolezza nei propri mezzi. Manca Se solo entrano in campo con il Alexandro. piglio giusto possono fare un grande secondo tempo. Alexandro e il presidente. 0-0 alla fine del primo tempo, tutto Dai, ancora in fioi, bilico. dai. E anche Bencarelli è arrivato. Il Venezia Dai, ha giocato dai, non meglio stiamo nel giocando complesso, male, perché fornendo una ti incazzi prestazione che il senza nostro dubbio bestia nera. positiva nella prima Vai, metà della vai gara. maestro. C'è anche da Il dire maestro però che hanno Cannistrà. sprecato troppo, non Vai sono Cannistrà, riusciti a Cannistrà. concretizzare il volume di Cannistrà! gioco. Oh, mamma mia! Una Buca la giocata porta! perfetta! Il maestro! È Cannistrà! voluto un po', 1-0. ma adesso sono in vantaggio. Calma perché Una manca ancora una potenza vita. incredibile, un tiro fortissimo. Grande coordinazione e potenza, davvero un Grandissimo capolavoro. maestro. Si riparte dall'1-0. Sembra Mamma che il mia, tè negli il spogliatoi maestro gli abbia fa una fatto stagione bene. quest'anno. Attenzione, Francone. Palla in Francone dal profondità sulla Duca. Il fascia. Duca va in Se ne mezzo, va. dai, buttala bene in mezzo. Pallone Duca. basso in aria. Terence. E c'è il gol, autogol del Napoli. Posso crederci. In un minuto 1-2 micidiale del Venezia. Giorginio la butta nella propria porta. E l'autogol è sempre frustrante per chi lo fa. Grandissimo. È arrivato Cannistrà. Ha fatto un Con gol l'aiuto degli Cannistrà. avversari Subito sono riusciti 1-2 ad andare in gol. micidiali. Relax. Usai. Zelinski. Prova il filtrante. Callejon ha spazio per affondare. Grandissimo Allarga sulla Duca, ha fatto fascia. una grandissima giocata il Duca. Zincaro, roba nostra. L'ultimo roba tocco nostra. è stato dell'attaccante, sì, sarà solo rimessa da fondo. È roba nostra. Vai Gervasi. Mi sembra che Zincaro. abbiano deciso di Ehi non forzare Mangai, il bravissimo pressing per Mangai, non che dà ancora il sbilanciarsi. maestro. Dici? Scatenato il Cercano maestro. di tenere le distanze giuste puntando a intercettare la palla piuttosto che No, intervenire i in 12 tecnica. avevo sbagliato prima. Proprio per Ciao non correre Alexandro, il rischio eccolo qua di farsi rumeno. superare con le giocate Purtroppo in come profondità sempre o addirittura nell'uno partito contro fuori uno. forma. Quando inizia la live Alexandro è sempre un po' in difficoltà. Gai. Vuole la profondità. Attenzione Francone. Mamma mia, fermato di poco. Non vedo di tornare Zelinski. all'attacco a 2 punte però, Cannistrà. Attenzione il Duca. Il Duca, ci prova il Duca, niente da fare di Reina pochissimo. riesce ad allontanare. Ottima copertura qui, li hanno indotti in errore interrompendo la manovra prima che diventasse davvero pericolosa. Hamsik allarga il gioco a Hamsik. destra, pallone morbido Non verso la prendiamolo in fascia. calcio, è importante Ecco il soluzione la filtrante. Picella. La Picella bravissima per Rodolfo Valentino, bravo anche lui. Il Duca, Prova a Gai. saltare il centrocampo. Francone, lento Francone. Cerca spazio. Francone per Alamos. Ottimo intervento. Francone deve un po' ambientarsi, Queste possiamo situazioni giocare. in cui c'è superiorità numerica Facciamo vanno qualche sfruttate cambio, però, decisamente perché- meglio. Se no veramente moriamo. Sono stanco Daniel. Mettiamo Mencarelli. Ok, Menca. E Terence lo cazziamo di qua. Terence 83, Alexandro purtroppo non è in forma. Mettiamo Maurizio Michelotto. Forse ha ripreso la forma Michelotto. E Gigi Palla penso di non può. No, posso scegliere l'ultimo cambio. Perfetto. Usai. Prova Callejon, eccolo qui. Dai ragazzuoli, bisogna Usai. mantenere il 2-0 perché il Bella 2-0 in palla. casa Allora, qualche gioco. speranzella c'è per il San Paolo. Gai per Alamos, vai, Cavaliere dell'Apocalisse. Il Napoli è molto sbilanciato. Cerca Madonna, il il maestro cosa passaggio fa? profondo. Terence. Si No, libera la Terence, grande. perché sto stop? Dio mio. White, Niente tu da continua fare, così non passa. e Vuole presto la entrerai in profondità. squadra, non preoccuparti.
palla in profondità Attenzione, sulla vai fascia. Mencarelli, Francone. Ha misurato No, male la distanza 1,96 di qui. uomo, non ci arriva. Pallone impossibile da raggiungere, troppo lungo. Vedo movimento a bordo campo. Eh sì, ci sarà dunque un cambio fra qualche istante. Era chiaramente in debito d'ossigeno. Non Purtroppo poteva più Aleric ha continuare così. abbandonato, non si capisce il perché. Sarà ceduto immediatamente. Gigi palla, Gigi. Senza la conclusione. Madonna Gigi. Se segnava Gigi viene giù lo stadio con il gol di Gigi. Bellissimo tiro di Gigi. Tutto bene Gigi. Guarda Gigi, ragazzi. Il pallone Gigione. è sulla sinistra. Gigione Allora, cosa palla. succederà? Gigione palla. Palla al Gigione. centro. Cross di palla per Francone. Fuori. Francone che sei fortissimo di testa, no? Dai Gigione palla. Giaccherini. Occhio. Vince Bravo il duello Francone, la fisico, recupera, fa però sul poi la pallone. riperdiamo. Callejon. Il pallone ha superato la linea, rimessa laterale. Buon Venezia, ma Ed stiamo ecco calmi. l'ultima Francone sostituzione out. a disposizione del mister. Sostituzione comprensibile. Ragazzi, Sembrava il molto tempo stanco, è meglio a fare entrare un palla, giocatore un fresco. attaccante potente che può crescere in maniera devastante come forza perché Prova la rivedessi, giocata eccolo dello qua, spazio. palla C'è subito, un'opportunità. palla all'occasione, Può tentare no la palla conclusione. scusate Francone, È la scattato con un sbaglia tempismo Franconino, perfetto. ma perché? Scodella il cross. Se la Non cava ci la difesa, credo allontana la Francone, non me la palla. puoi sbagliare così però. Mertens. Michelotto la recupera E Maurizio, passa. Michelotto, la pelata più Ottima sexy del accelerazione West. sulla sinistra. Come potranno sfruttare questa azione? La butta in mezzo. E si ripartirà con una semplice rimessa in gioco. La regola 0 sarebbe fondamentale, Cazzus. Può cercare il taglio in mezzo. Bravissimo, Gervasi, Rodolfo la recupera Palla bene, in bene, out, bene, bene. ci sarà rimessa laterale. Rivoglio Michelotto punta, calma Dragstar, tu sei a Gelsenkirchen a trombare le tedesche. Stai. Prova il cross in aria. E intercetta opportunamente, Ok, visto che l'azione era pericolosa. chiudiamola. Maurizio. E dopo Maurizio la recupera Prova a subito scavalcare il perfettamente centrocampo Francone. con il passaggio. Francone, non è, sono le giocate di Prova il Francone, ma fa una filtrante. buona cosa Francone. Vai il nostro Kaiser, che se si sveglia Francone sono dolori. Mencarelli, Geometra, Pintus, Nasdaq, Francone al pa, bello, bravo Fuori Francone. non di molto, arriva anche il fischio dell'arbitro. Stavano per trovare il gol proprio alla fine, ma non ce l'hanno fatta. I tifosi Buono ragazzi, chiedevano una ottimo vittoria, 2-0 la e vittoria è stiamo arrivata. calmi, abbiamo buone Adesso c'è chance di grande passare il ottimismo turno. per il ritorno. Cioè, Non puoi concedere subito il vantaggio quel agli che è avversari, successo. rischi di demoralizzarti e A non Venezia riuscire a in questa interpretare secondo la turno partita di come Team dovresti. Caz, Cannistrà Milano in campo, Cannistrà l'uomo di Coppa in Europa League e in Coppa Italia, fino alle prestazioni sublimi in campionato normali. Ok, c'è il ritorno adesso oppure no? C'è il ritorno. Ok, Team Caz, ritorno. Questa è una partita da gestire, diciamo. Lascio il veneziano ancora a riposo, che così si può riposare tranquillamente. Vediamo, il Bode è rientrato, ancora no, penso, ancora no. Il Cume ne approfitta per riposarsi così. The White Gamer, attenzione, grazie White, vuole candidarsi a vicepresidente con Alamos. Attenzione, grazie, troppo gentile veramente, ti ringrazio. Io ricordo sempre, non sono le donazioni a fare l'affare che entri in squadra, ma la presenza in diretta. Quindi ecco, questo lo voglio dire perché dopo non pensiate, ah no, se dono vado subito, non è così. Dopo sì, c'è la presenza anche si dona, meglio, così a Eyman si può comprare le caramelle. Io, a parte gli scherzi, comunque ci tengo a dire sta cosa assolutamente. Allora, Terence lo cazzi qua, perché porco. Lo mettiamo a sinistra Terence, così abbiamo l'83 puro di Terence. Poi Alexandro così lampeggiano sti stronzi. Mencarelli, ok, uno deve lasciarlo fuori, lascio fuori il Duca adesso. Mettiamo Cannistrà. Tanto in coppa insomma facciamo Zincaro, lo rifacciamo riposare, mettiamo Michelotto. Preferisco qualche cambio. Gervasi, mettiamo Giangrosso. Ok. E Gigi palla per Eyman. Speriamo di non cappellare.
Francone, diamo un po' di minuti a Francone. Ok, vai. Ciao David Buffon, ciao caro. Sì, White Gamer ha acquistato Benvenuti a tutti i telespettatori delle che proprietà assisteranno a questo che incontro. bello, Ci Tremonto siamo a quasi, Napoli. fra poco Bisogna inizierà capire la però a partita. Picella, così perché a Picella lo La sapete che partita di ci tiene oggi è molto il tra suo paccotto Napoli completo. e Venezia. Vai raga, Ciao a basta tutti da non Fabio perdere Vanessa. Insieme a 3-0. me per la telecronaca di oggi, Luca Marchegiani. Se finisce Ciao 3-1 Fabio, per il saluto a Napoli tutti. passiamo noi, Non quindi vedo l'ora di vivere questa partita con voi. veramente tanta roba. Non dobbiamo perdere con 3 gol di Il scarto. Venezia ha vinto all'andata Vai. sfruttando al meglio il fattore campo. Vai Ed Gigione, è la Gigi squadra palla, se ne va favorita per pallina, se l'accesso ne ai va. quarti di Dai finale. pallina mia. Deve solo La evitare mia di subire pallina una deve sconfitta riscattarsi, clamorosa cazzo. in questa partita di Il ritorno. mio tango argentino Gigi. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate Bravissimo, decisamente meglio. Sidotti che recupera molto bene. Buona la Terence, profondità. Francone. Belle occasioni per Francone, il Kaiser. Ci prova. Palla allontanata senza troppi complimenti. Vedete il piccolo Paul. Ricordiamo dopo tutti sul canale di Paul finita la diretta, per seguire la fantastica live con tante belle donne nude e carte. Praticamente le carte Cerca coprono la spazio. patata delle donne, queste qua. Vai, Mencarelli. La butta Mencarelli, Francone, niente, Francone l'hanno Respinta distrutto, della poverino. difesa. Cannistrà. Michelotto, Va di sì, forza. Maurizio si è un po' gasato. Idea buona, precisione no. Bordate del genere possono essere pericolose anche da quella distanza. Non stavolta però. Stanno giocando un ottimo primo va tempo. bene. Vai, Si sono Gigi, già palla, creati Gigio. due occasioni importanti. Gigione L'atteggiamento palla, è vai quello pallina giusto. mia. Ora però Per Michelotto, devono c'è sistemare ancora la Gigi mira. palla, lo pretendo palla. Vai, Pintus, Palla Nasdaq larga da in molto profondità. bene a Mencarelli. Francone di testa, difesa ancora sventa il sfortunato. pericolo. Cannistrà! Ci prova. Tiro davvero da Peccato, dimenticare. stiamo giocando bene A che volte un tiro ritorno. da quella distanza può sorprendere il portiere. Ha fatto bene a provarci. C'è Grizzly, signori, c'è Grizzly. Ci mette il fisico. Quindi serve e tanto conquista miele il che pallone. solo Ema non ci può donare. Anzi, solo a Picella, il presidente, che con il miele si è fatti i miliardi. Beato lui. Prova la giocata nello spazio. Attenzione Francone, se la passa per se stesso ma non va bene. Tiago, Dai ragazzuoli, dai. Lorenzo Insigne. Passaggio sulla destra. Occhio, Jorginho. ma no, ma Prova che il filtrante. palle. Prova Caie José Maria Eccolo Caicoma qui. recupera Terence, mamma mia che bamba Terence. Ho bisogno di un commentino di Terence, così sono un po' più tranquillo. Vai Terence, Buona la bravissimo profondità. Terence per palla, ma palla dorme. Non ha avuto Gigione dorme. fortuna con il suo suggerimento in profondità. Quando tutti Buona vogliamo il gol di l'intenzione del palla, arriverà un passaggio, giorno. ma non l'ha si sa calibrato quando, ma bene arriverà e il per gli maestro, avversari subito non è lo stato recupera. difficile fermare l'azione. Buona Attenzione l'azione sulla Cannistrà, destra, vediamo come il maestro, il La maestro. mette al centro. Francone, ma Francone è Cross sempre respinto. anticipato fino a questo momento. Tenta di calciare. Tiro da dimenticare. Ha fatto bene a provarci qui. Ciao, Lui da Gudiev. quella posizione sa essere molto pericoloso. Scusate. C'è la palla lunga in avanti. Cercano Dai di rilanciare ragazzuoli, l'azione dai dalle però. retrovie. Hamsik. È vero che siamo 2-0 di vantaggio, ma voglio chiuderla. Con Bella basta un gol e la palla, chiudiamo. per allargare il gioco. Francone, Molto peccato. lontana la sua conclusione dallo specchio della porta. Un contropiede molto ben gestito, ma la conclusione è stata deludente. Ecco Terence. Adesso tutto più tranquillo ragazzi. Terence ci dà sempre quella tranquillità che solo la bamba ci regala. Si E sta questo è giocando da importante. mezz'ora. Attenzione, Francone comunque recupera molti palloni, è buono Francone, buon debutto di Franco, però metterlo là in fascia non è proprio il top. Ottima pressione. Bravissimo la sua. geometra, però non Palla c'è nessuno in recuperata. area, grandissimo geometra. Pallone in E aria. no, forse c'è Terence, mamma mia dai, chiudiamola. Pintus, Nasdaq. No, Allontana il pallone. ma porca di quella Hamsik. vaccona. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Sidotti la dà a Terence. Appoggia il pallone largo con eleganza. Allontana la palla. Era un tentativo apprezzabile. Hai ragione, non ha hai trovato ragione l'uomo, Terence, però. Michelotto lo recupera Ha molto bene cercato di Maurizio sfondare per vie Michelotto. centrali, ma non ha avuto fortuna. Gigione palla. Ragazzi, mi raccomando, Hamsik. tutti uniti, tutti Può uniti. andare. Ottima pressione la sua. Palla Vabbè, recuperata. Darkstar stai calmo, C'è sei una palla fallo. medica. Attenzione, Darkstar ha problemi in mette il Germania, fisico problemi per e conquista Darkstar. il pallone. Concentrazione ragazzi, Gigione palla. Intercetta e Francone. sbroglia una situazione che si faceva molto pericolosa. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. No, perché miseria. Se prendiamo un gol ci caghiamo Gulan. addosso, bisogna fare un gol per stare sicuri. Con un gol è fatto.
Allan cerca la profondità, cerca spazio. Callejon, palla in Occhio. profondità sulla fascia. Bruttissima E questa. trova bene il compagno. No, Michelotto, buttala via, bravissimo Mauri. E l'arbitro fischia la fine di 0-0 questa va prima bene, ma frazione di gioco. come ha detto il buon Considerando il Terence, non risultato sediamo. dell'andata, questo pareggio va benissimo. Ovviamente devono stare attenti a non rimettere in gioco gli Seconda avversari. frazione, Francone tira. Nessun gol ancora, 0-0. Vedremo se arriveranno nel secondo tempo. Il Venezia ha giocato meglio, secondo me. Dai, Il però punteggio non stiamo li sta divagando premiando, troppo, ma leggo se troppi continuano commenti a che ci giocare danno poco come la hanno fatto partita, nel guarda che primo Michelotto si tempo, hanno incazza, ottime chance di vittoria. Se Michelotto vuole solo Allarga concentration sulla per fascia. le partite. Ma è chiaro, guarda che lo prendiamo, guarda che Riceve lo un prendiamo, pallone bravissimo interessante. Presidente. Occhio, Cerca la profondità. occhio, Prova il tiro. mamma mia ragazzi. Ottimo tentativo, ma non trova il gol. Ci è andato molto molto vicino. Un tiro ottimo. Sono usciti dagli spogliatoi raga. molto più agguerriti. Sento poca Possiamo concentrazione, lo aspettarci ripeto. un gran secondo tempo. Era Pintus che la sbaglia, Si libera la attenzione. grande. Charmi la butta su. Terence non ci arriva. Soltanto rimessa laterale qui. Ecco, dai ragazzi, posso di fare cagate con la palla america di Darkstar. Dai Dark, guarda che se no ti Dunque, ridà sul rimessa prestito, laterale. Ancora basta Palla questi in out, errori però. Ci sarà rimessa laterale. Bravo Fabri, assolutamente. Cerca di sfruttare Occhio, lo spazio sulla Marecchiaro, fascia. stiamo soffrendo, adesso si soffre. Mamma mia, miracolo ancora di Apicella. Charmi la butta su. Il Dame Incarelli, il buon Prova a geometra passare la difesa per Francone. scavalcandola col pallone profondo. Francone Palla prova a fare un giocata cambio alta gioco sulla per fascia. Terence, riesce anche, bravissimo Francone. Terence prova un cross al volo. Palla ma fuori difficile. misura. Di controbalzo. La butta in mezzo. Hamsik Ragazzi, occhio, prova a metterla stiamo subito in fuori qualche aria. cambio tra poco, insomma, Da lì può 58esimo. segnare. Apicella, ancora Api. Fallo, calcio Fallo di su, punizione. bravissimo Api, mamma mia Api. Ok Dark. Siamo troppo sicuri di passare il turno, non va bene Il Api. Napoli ha portato Api la tanti tira su. uomini nella propria area di rigore. Credo siano stanchi di Geometra, subire ma c'è questo Nasdaq. continuo Quando c'è Nasdaq siamo bombardamento tutti un po' più aereo. tranquilli. Avere tanti Sulla uomini a fascia saltare destra, aiuta in queste Mencarelli, situazioni. geometra, sì, ma naturalmente. non sorrendo. Ragazzi, non posso gestire palla, non abbiamo ancora una squadra di abilissimi palleggiatori. E l'arbitro assegna un ma non è calcio di mai punizione fallo, dai. interessante. Sì, Mencarelli sta mirando tanto. Ciao Mattia Coti. Francone, non pensare al cambio gioco adesso, pensa Lancio solo lungo del portiere. a portare a casa il risultato con tutti Bell'anticipo, noi. pericolo Terence, sventato. vai Terence, e se ne va Terence, splendidamente splendido, e la regala a Cannistra. Cerca la profondità. Attenzione, Sulla Sidoti, fascia. Sulla Sidoti, fascia, Sidoti. è libero. Prova il cross. Mencarelli peccato, Gigi palla. Si può dire certo che questo fosse un cross da manuale, La anzi palla non ce la tutt'altro. fa. Il nostro tango. Maximovic, questa Michelotto, palla per Gulliver, lui. Francone. Opportunità di ripartire. Francone, Pallone bellissimo alto e Francone, ha un lungo passaggio sulla fascia. strepitoso, non c'è... Ah, qua proprio sbaglia. Poteva essere un Pintus, contropiede purtroppo. interessante questo. Tra Peccato. poi arriva il Ed ecco Fincaro. l'ultima sostituzione a disposizione Manca del solo il mister. presidente e il Bode, che però il Bode sappiamo che torna più tardi. Lungo Anche pallone Alamos in non avanti. vedo. Attenzione, Callejon Incarico, no. va a raccogliere il passaggio. L'arbitro non ha dubbi, calcio di punizione. C'è fallo. Brutto l'intervento, adesso Questa inevitabile proprio non arriva l'ho anche la capita, solo sanzione. che cambio, però non Cartellino l'avevo giallo capita per lui. questa. E i giocatori esprimono tutto il loro disappunto. L'arbitro però è irremovibile. Proprio non l'ho capita Il fallo questa, è stata la conseguenza di una situazione bene. di estremo pericolo. Esce La difesa Francone. era scoperta e bisognava provare a fermare le azioni in ogni Mettiamo modo. Alexandro Cume, a questo punto lo abbiamo fatto riposare, ci sta. Al posto di Terence entra il Duca. E diamo qualche minuto a Paul Mangai. Ok, perfetto. 84 Mangai. Eccolo qui, è arrivato il momento del cambio. Subentra un giocatore che si dice sia in rapida ascesa. Sta crescendo molto, migliora di settimana in settimana. Però se vuole fare il salto di qualità ha Occhio, bisogno di bravissimo sfruttare Charlie, al come ci ha massimo le preso occasioni che Alamos. gli si presentano. Non può offendersi Il Alamos. pallone è sulla sinistra, ora cosa succederà? Daniel Andrew passa. il Duca.
Il Palla in Duca profondità la sulla dà fascia. Sidoti, Mencarelli, no, Mencarelli da solo, anche se non sei alto la dovevi È segnare difficile questa. combinare qualcosa se hai così pochi uomini in area pronti a ricevere il cross. Ma porca miseria, eravamo super tranquilli, a E Mencarelli sarà rimessa con le mani. Tocco Ci preciso. sia che Charmi non ha Se ne tanta va. attenzione, non adesso, che sono Cerca 15 minuti spazio. da incubo. Può No, concludere. ancora Charmi, che è diventato Charmi. Mangai per Gigi Mi Palla, sembra che stiano Gigione. puntando Vai sugli Gigi, esterni adesso. vai Gigi, Senza dubbio. vai E tu che Gigi. ne pensi? Ma penso Gigi che la abbiano regala deciso molto di bene il giocare più Duca. larghi per Il creare Duca, più Luca può fare quel che spazi, vuole. per Luca. avere maggiore libertà nella Cosa ha gestione fatto il del Duca pallone. per Pintus? Mamma che passaggio. Attenzione. Attenzione, il Mencarelli gioco. vuole Occhio riscattarsi, alla non ce la conclusione. fa per poco. Allan riesce ad allontanare. Passaggio in avanti. Bella apertura. Attenzione Alexandro, Buona bravissimo per profondità. Pintus. Che Nastak! tiro. Perfetta Cosa ha la preso parata. il portiere? Qui è stato bravissimo. Questa è una grande parata. Cosa ha preso a Nastak? Rivediamola. Alexandro, giocata spettacolare. Miracolo puro, grandissimo Alexandro, passaggio strepitoso, ma un miracolo incredibile. Mangai, Mencarelli, Gulliver, fallo clamoroso La su difesa Gulliver, riesce a pazzesco. cavarsela in questa occasione. Pazzesco fallo su Gulliver. Maurizio Michelotto. Prova a passare la Mencarelli. difesa scavalcandola col pallone profondo. Prova a giocarla dentro dalla distanza. Occhio, no, la E beffa passa. atroce. E arriva Gulliver, mamma mia. Gulliver rivuole il porto da Zincaro, sarà una bella lotta adesso. Maximovic. Non ne sbaglia più una Con il Michelotto. lancio sulla fascia. Passaggio intercettato. Ha regalato un angolo. Mare chiaro, bravissimo Charmi, veramente anche una super sorpresa insieme a Cannistra che veramente ha fatto grandi cose. Mangai, bravissimo Gai per Ci mette Alexandro. il fisico e conquista Senza il poco pallone. Alexandro oggi. Dai che è finita ragazzi, dai che questa è una qualificazione incredibile. Adesso qua Api la perde, però ormai è finita comunque, che se lo prendiamo, sperando non vorrei prenderlo. Mertens. Non ci credo, Sì, gol del Mertens. Napoli. Segnare lo scopo è sempre una Che grande gol di gioia. Mertens, puttana Un gol miseria. splendido di potenza e precisione. Che tiro pazzesco. Ha calciato bene, si è coordinato nella maniera giusta. Una conclusione Calma. splendida. L'ha messa proprio dove il portiere non poteva arrivare. Palla. Il Duca. Mertens batte il portiere per la terza volta in questa competizione. Bravissimo Duca. Zittiamo tutti E Duca. ora è tutto di nuovo possibile. Davvero un gran film. Palla. Qui Gigi, c'è il tiro. cazzo, Gigi, è passati, siamo Palla che passati esce di comunque. poco e arriva il triplice fischio dell'arbitro. Grandissimi. Oggi hanno perso la gara, hanno anche rischiato. ma il Sconfitta in risultato dolore complessivo ragazzi, nei siamo 180 minuti penso ai gli dà quarti ragione. o agli ottavi. Adesso vediamo. E si vuole ai quarti di Team Caz. Raga, che sbolla la Juve 7-1 ha vinto in totale, mamma mia, rullo compressore la Juve. Siamo ai quarti e siamo contro il Crotone. Mamma mia, che occasione che abbiamo ragazzi, che occasione che abbiamo ad andare in semifinale. Porca puttana, l'occasione della vita. L'occasione della vita. Miglior calciatore dell'anno. Adesso vedi Rocco Barocco. Ciao. Oh, e vince ancora Cristiano Ronaldo. Ma presto ci sarà uno dello zoccolo duro. Ok Alexandro. Ti perdono solo perché sei tu. Però mi piace. Io voglio i miei giocatori. Li voglio vicino a me, cazzo. Li voglio vicino a me. Purtroppo sono fatto così, Alexandro. Però ti amo lo stesso. Ok ragazzi, 80, ragazzi, Rocco sta diventando un campionissimo. Rocco ho fatto benissimo dall'University. Rocco il prossimo anno sarà un devastante, cazzo. Oh, siamo contro l'Hellas Verona, contro i veronesi. E adesso forse rientra anche il Paolino Bode. E rientra Paolo Bode, ragazzi. Ritorniamo al nostro modulo classico. Eccoci qua, il Cume sempre 85. E si ritorna così, raga. Si ritorna così. Il Bode è fermo a 70. No, non è 78, 83. Ok. Dopo vediamo chiaramente chi è in forma e chi no.
Sì, Rocco è tornato. Ok, il veneziano è Bodi in forma, Francone adesso può dare il cambio, entra il rumeno, perfetto, torna in forma nel momento giusto. Michelotto adesso ha la forma della sua, sì. Terence, ok. Sidotti non è a posto, Zincaro purtroppo, cioè, Michelotto è più in forma. Alamos, entra Alamos di qua. Pintus, siamo tutti in forma ragazzi. Mito è ancora morto, vai. Scusate. Ragazzi ritornano veramente i bad boy. A tutti voi, siamo in Il attesa Bode del è calcio fermo d'inizio. 4 mesi, Ancora un po' di cazzo. pazienza e si comincia. La No, partita 4 di oggi è 3 tra mesi. Il Q2 e il Venezia Bode ed 3. Hellas Verona. Un Michelotto. saluto a tutti da parte di Fabio Caressa e Luca Il Bode Marchegiani. rientra. Un saluto a te Fabio e a Bello tutti i vedere il Bode, telespettatori. bello vedere due Spero punti. di Adesso assistere a una deve tornare il partita calcio piena di spettacolo gol e Venezia, che spettacolo. così è stato all'inizio. Maurizio, così farà ancora il tempo di ambientarsi a 2 punti, Caceres. anche meglio. Attenzione veneziano, il Prova la Bode giocata recupera. nello spazio. Questa è la squadra Prova il che filtrante. ha cominciato alla Riceve grande in la stagione ottima in maniera posizione. iper devastante. Terence, E trova il il Bode. compagno. Adesso pretende lo spettacolo ragazzi, adesso vuole lo spettacolo. Terence, il Bode. Sì, le fa sgrigliettare tutte raga. Il Venezia ha prevalso Vogliamo massacrare il l'ultima volta Verona, che queste due attenzione, squadre si sono magari recupera incontrate. I tutto, può tifosi fare oggi tutto si Gai. aspettano un'altra Bravissimo Gai per Veneziano. Baglia. Veneziano! Il Mamma portiere mia, dice addirittura di no. parata tranquilla di Grande parata sinistra. dell'estremo difensore. Sicuramente non una parata Ciao Alessandro semplice. Marotta. Questi per loro sono segnali importanti su cui devono costruire l'andamento della gara. Michelotto. Buona Veneziano per il Bode, quella è qua la coppia Cerca lo bellissima. Il spunto. Bode! Il Non tiro. ci credo. Veneziano! Ecco il gol. Ecco il 1-0 gol. subito. Il Cue punisce dopo pochi Ed è il minuti. primo gol della gara. Il portiere è Bravissimi stato ragazzi. bravo sulla prima conclusione, ma non ha potuto nulla sulla seconda. Il portiere con il suo errore ha favorito il gol. Adesso deve cercare di stare Sono tranquillo tornati e rientrare ragazzi. con la testa in I partita. gemelli del gol. La coppia d'oro. Davvero una grande partenza, un Michelotto. ottimo inizio. Cerca spazio, Questo Venezia prima degli infortuni poteva lottare addirittura per lo scudetto. prova a verticalizzare, Gravità zero, vuole la punisce. profondità. Alexandru. Ah, peccato. Ancora Alexandru la recupera. Mangai. Prova a passare la difesa scavalcandola col pallone profondo. Eccolo qua Zincaro. Zuccolini. Allarga sulla Otto fascia. Rotario. E questo è un passaggio quantomeno discutibile. Sono tornati ragazzi, sono tornati. Apicella. Pintus. Prova la Bravissimo giocata nello Pintus. spazio. Ah, fuori gioco, peccato, ma bellissimo. Posizione irregolare però. C'è la palla lunga in Ragazzuoli, avanti. dai. Non lo so. Un prurito in gola, prurito proprio. Che palle. Vai, Mangai. Prova il filtrante. Veneziano, cosa fa il Cume? E il Bode fa un cambio gioco Appoggia perfetto il per pallone Terence. largo con Attenzione. eleganza. Sta giocando benissimo il Venezia. Terence. Eyman. Il Bello rumeno non ci intervento arriva per difensivo. un'inezia. Attenzione Pintus. Prova a scavalcare il Il centrocampo. Bode, cosa prova il Bode? Mamma contropiede mia. troppo lento. Non ha agito abbastanza in fretta, ha permesso alla difesa di riorganizzarsi. Vai. Azzo, è vero la fogna. L'arbitro lo chiama cartellino giallo. Si è La ricordato fogna nonostante non il c'è vantaggio, ragazzi, bravo. la fogna risentito del prestito c'è. Sì. Cerca di mettere un pallone interessante in Ragazzi, aria. Bravissimo. Ottima pressione Pintus, la sua. ancora il rumeno Palla per sbagliare il recuperata. passaggio, peccato. Lungo passaggio in avanti. Palla in profondità sulla fascia. Occhio. Bravissimo Pintus. Vuole la profondità. Veneziano. Cosa fa Veneziano? Bravo Questo la numero partita di in velocità. altissima scuola del Si libera la Cume. grande.
Il Cume è bravissimo, Cume prova a darle in mezzo alla bamba. Peccato Terence, Ottimo effetto disinterno, Serra. fondamentale. No, errore di Gervasio, uno dei primi quest'anno e non ci arriva neanche. E Attenzione, passa. non la beffa, Michelotto deve salvarci. Testa E in Michelotto due, ci ma salva, non no! c'è. Mamma mia, cosa ha salvato Michelotto stavolta. Maurizio, forse va nei best save. Prova a Questo verticalizzare. forse va nei best save di Maurizio Michelotto. Da segnare per il nostro mitico rumeno che c'è anche la palla adesso. Sono Vuole fare un alla ricerca assist. di uno spunto Oddio, per il fermare gli rumeno! avversari. Cosa dal bode il Riceve il rumeno? passaggio. Colpisce verso la porta. Mamma, se entrava questa, assist e tiro Ha micidiale. colpito con grande Porca rapidità. miseria. È in grado di imprimere grande potenza al pallone anche senza rincorsa. Certo, la difesa gli ha concesso troppo spazio. C'è mancato poco per trovare ancora il gol. È un giocatore che si Mamma rivela mia. pericoloso ogni volta che tocca il Mamma pallone. mia. Effettua un cross dalla tre Madonna, quarti. in Michelotto noi Ci crediamo mette il Michelotto fisico come e conquista il Maradona. pallone. E intercetta Stiamo opportunamente, giocando visto che benissimo, l'azione anche era solo il gol del pericolosa. raddoppio. La squadra gira tantissimo, 2 punte. Attenzione, Pizzera si fa saltare male. però c'è Bell'intervento Pintus. e l'arbitro dice che non è Peccato il fallo. rimpallo. E Mangai torna dappertutto e la dà perfettamente al rumeno. Prova la giocata Poesia in nello movimento spazio. agile, la passa Calibra un bel perfettamente al pallone. Bode. E il Bode se Arriva ne nella va. tre quarti avversaria. Il Bode prova un passaggio incredibile. Da lì può Oddio, che segnare. assist! Prova la conclusione. No! Non ci credo. Ottimo disegno Cosa ne ha della fatto il spazzatura. Bode? Che palo di Terence, palo di linea fuori, non ci credo. Madonna che azione. Siamo sfortunatissimi. Terence, il Bode al volo! Ancora palo! Come stiamo Io, giocando? Questo era un gol peraltro, si mondiale. chiude il primo tempo. Sono certo che saranno Mamma come contenti stiamo della prestazione giocando, del primo mamma tempo come e stiamo del giocando a 2 punteggio. punte. Ora cercheranno di mantenere alto il ritmo per non dare agli Non ci avversari credo, la ma cosa ha possibilità di fatto dopo il recuperare. Bode al volo? Un palo osceno. 1-0 e siamo nell'intervallo. Mamma mia, mamma Il mia. Venezia è in vantaggio di misura. 1-0 il punteggio. Mamma mia che giocate, no? Cioè, Marco stiamo Silvestri giocando un non riesce calcio a a dir spazzarla poco via. meraviglioso. Il Bode di tacco, C'è la da l'opportunità Gai, per il la da contropiede. come d'incanto Gai, come Ottima d'incanto parata Gai, non del ci credo, portiere. Terence corre come un C'è pazzo. cross. Ci Il prova di Bode, nuovo. mamma mia, eccolo qua, siamo tornati ragazzi. Non si crede Il che difensore la angolo, che tocca. sfiga. Siamo tornati raga, siamo tornati. Anche con il gioco adesso, oltre che con i risultati. La mette sulla Il sinistra. Bode la togliamo, andiamo Passaggio in avanti perché è appena nello rientrato da spazio. un brutto infortunio. Bella apertura. Terence chiede il cambio, un Numero. attimo Terence, Attenzione. oddio no vabbè fa atroce, Cerca il tiro. Poca grandissimo velocità Sarri. qui. Ha lasciato alla Tra 6 difesa minuti ti levo. troppo tempo per sistemarsi. Alla fine è stato costretto a una conclusione affrettata. Mamma mia, tra poco togliamo Il Terence che ha Verona chiesto il è cambio reduce da stanco, una Terence troppa prestazione bamba, Alamos. deludente che i tifosi della stampa imputano soprattutto Veneziano alla prova un tattica passaggio scelta incredibile dall'allenatore. e Io, per Fabio, poco. solitamente Ma odio come stiamo criticare gli giocando? allenatori. Spesso sono messi sotto accusa anche quando non hanno colpa. Soprattutto è facile parlare col senno del poi. Però oggi mi Bravissimo, sento Alamos. di dire che le decisioni del Dopo però tecnico la sono perde. state indifendibili. Cerca la profondità Occhio, sulla occhio, fascia. Rotario, se non rischiamo solo a fare i Se ne cambi. va. Evita No, l'intervento è dell'avversario. ancora Michelotto, è ancora Verso la Michelotto, porta. ancora Michelotto e vaffanculo. Cosa sta combinando Michelotto ragazzi? Esce il Bode, non rischiamolo troppo, ha fatto una partita eccezionale il Bode con un assist per Terence perfetto che purtroppo non ha sfruttato. Super Gulliver, Alexandro, La un mette po' di sulla difficoltà sinistra. adesso, Pintus la recupera C'è la palla e lunga la in tira avanti. super veneziano, il Bode vuole lasciare con un gol, il veneziano Pallone prova a morbido verso passargliela. la fascia. Purtroppo il Cume nei passaggi non è il suo punto Il forte. Verona sicuramente. sembra stia provando a sfruttare tutta l'ampiezza del campo. Eh sì, sfruttano maggiormente le fasce. Cosa ha Sembra anche a fatto me. Già, i loro avversari finora sono Romero rimasti recupera molto benissimo, compatti. e Credo Mangai, che vogliano in qualche il modo Bode, provare ad aprire grandissimo le il Cume per il maglie Bode, della merita il difesa, gol, e il facendo Bode, non ci possibile. credo, Terence prima di uscire, no, un altro errore scandaloso di Perdendo Terence, questa palla hanno commesso oggi un non è errore che proprio poteva giornata costare Terence, molto quindi caro. merita di uscire. E poteva segnare anche stavolta. È decisamente Mamma un mia, gran era il gol talento. della Riesce vittoria, a speriamo di non determinare da pagarlo, solo speriamo l'esito di non una pagarli partita. tutti questi errori. Porca miseria. Il pallone è sulla sinistra, ora cosa succederà? Porca, sì, questo va sui fail sicuramente Palla di in Terence, out, anzi ci sarà doppio rimessa fail. laterale. Palo e l'uscita. E The White Gamer si incazza, ha ragione.
Bartolucci e Cerca White Gamer spazio. sono tra i più vicini. È un altro che non me lo ricordo Prova mai, efficante. poverino, mi si incazzerà anche. Caceres legge Proprio il bene nome non mi l'azione, viene. blocca il pallone. Se più non era proprio Bartolucci stesso. La mette sulla sinistra. Non era proprio una Cerca forse era spazio. Francone. Ha spazio sulla fascia. Sì, Nasdaq è tornato, passa. però stiamo calmi perché siamo solo 1-0. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Eccolo qui, Michi è arrivato il Cruz. momento del cambio. Era chiaramente in debito d'ossigeno, non poteva più continuare così. Sprechiamo troppo oggi, ma come gioco, ragazzi, oggi è veramente un calcio bailado, È tornato Pintus e si vede Michelotto e anche Michelotto, madonna come me lo godo Michelotto! Prova a lanciare Francone! Francone! Il Kaiser deve crescere. Queste appena situazioni in arrivate cui c'è si vede, superiorità ragazzi, conta numerica molto vanno l'atteggiamento sfruttate di squadra. decisamente meglio. Apicella, il presidente, Alexandro, Bella palla, ad allargare il gioco. peccato, ma la recupera ancora Alexandro in maniera splendida, Francone sbaglia il passaggio, Marco Silvestri si fa trovare pronto. Michelotto, oggi Terence prestazione un po' Si libera la sottotono, grande. poteva chiuderla tranquillamente. Ottima accelerazione Mangai. sulla sinistra. Come potranno sfruttare Alexandro questa azione? grandissimo recupero, ma che sfiga rimpallo, dai te, bravo, Palla in bravo. out, ci sarà rimessa laterale. E arriva anche l'ultimo cambio a loro disposizione. Sostituzione comprensibile. Sembrava molto stanco, meglio fare entrare un giocatore fresco. Sì, ma te, La mette in mezzo. Michelotto oggi è una roba MVP Chiede in scusa ai assoluto. compagni, questa Gulliver, palla no, l'errore non adesso certo proprio, gestita nel migliore no, dei ma modi. qua recupera Alamos. Passaggio in avanti. Mamma mia, per poco. Caceres. Francone, L'arbitro fallato su assegna un calcio Francone. di punizione interessante. No, non romperti, grazie. Il Verona ha adesso Sì, due Pep, giocatori chiudiamo la a Pep, un altro che c'è sempre ormai Pep. Il Venezia Michelotto, deve resistere Maurizio. ancora qualche istante. Fallo Palla in su avanti, verso il Maurizio, compagno. dai però. Alexandro, tutti i rimpalli a favore loro. Alexandro, grandissimo recupero, epico. E Mangai non ci arriva. Che errore del portiere, solo 1-0, è scandaloso però. Daniel Alamos, Vuole la profondità. fuori gioco. L'assistente dell'arbitro segnala giustamente la posizione irregolare. Come zitto, sì. 90esimo, per piacere 1-0 che dovevamo essere minimo 8-0. Cerca di lanciare il compagno. Alamos ancora bravo. Alamos che è fondamentale, non E c'è capisco il perché nuovo Alamos è del pubblico, si chiude rincoglionito. la sfida, Si triplice è fischio benissimo dell'arbitro. Alamos. Una bella vittoria, davvero Non so perché fondamentale per si il è offeso, io futuro. non credo, Magari secondo me non semplicemente spettacolare come in altre ha occasioni. visto ma Sidoti è partito a razzo, cazzo. Francesco Sidoti. Non so se è collegato Francesco, siamo terzi comunque. E molto bene, abbiamo un piccolo vantaggio anche sulla quinta. Stiamo calmi ragazzi, stiamo calmi. Oh, Marco 01, ciao Marco. Adesso si va a Sassuolo per staccare un'altra importantissima partita. Michelotto, man of the match. Sì, Barocco, sì, concordo. Anche Tinkoff è uno che viene spesso. Eccolo qua, Sidoti. Ecco Sidoti. Come partito Sidoti? Quando Sidoti parte, però mettiamo una titolare e dopo in caso li cambiamo la solita titolare. 82 comunque agi, 82 agi. 82 agi. Michelotto si è guadagnato il posto per queste giornate, ok. Sì, Jacopo. Sì, Fabrizio, assolutamente. Allora, vediamo la formazione. Il Bode veramente è tornato in super forma. Ce ne sono parecchi. Terence però le do un turno di riposo perché mi ha un attimino deluso. Gigi Palla. Proviamo Gigi, dai, proviamolo con le due punte. Francone in forma. Proviamo Francone e Bode, dobbiamo provare tutte le coppie. Michelotto in forma, Cannistraro, ma lo mettiamo dopo. Andiamo. Beh ragazzi, il Cume in panchina, voglio provare la coppia anche se il Cume adesso si vede stare in panchina perché comunque abbiamo bisogno di gol. Degli spogliatoi da un momento all'altro. Vai, con Sassuolo bisogna far bene. Francone finora ha dimostrato buone cose, ma vogliamo il primo gol di Francone, non deve diventare un meme come Gigi Palla. Ciao Fabio, perché io Gigi sono Palla pronto. ormai è il nostro Tu sei meme. pronto?
E a casa? Non capisco il perché, continuo a ripetermelo. Occhio, Cerca bravissimo spazio. Gervasi, Charmi, ormai Charmi si è fatto un sacco di Ottimo partite disimpegno, quest'anno. fondamentale. Matri con la palla alta sulla fascia. Occhio ragazzi. Chiamata importante gioca per il bassa. Kaiser, sì. La butta in mezzo. No, che culo. Gervasi, ok. Prova a Per metterla palla, buon subito in passaggio di aria. palla, Francone. Vuole la Madonna, profondità. Francone è bravissimo veramente nel vedere i giocatori. Il Quel palla Sassuolo dormito, però. si salva grazie a un pessimo tocco. Ma non ho ben capito cosa sia successo. Sembra che abbia sbagliato il controllo mettendo la palla fuori. Era un'ottima Mamma occasione. mia, qua Agli avversari di rischiato sicuro non bisogna vincere dispiace che tutte, sia solo fare il sfumata girone di così. ritorno mondiale. Segniamo in Champions, ragazzi, Allarga sulla un'impresa. fascia. Attenzione Sidotti. Maurizio. Il Sassuolo non ha mai perso Daniel. nelle ultime 5 partite casalinghe e ovviamente Ancora non ha Michelotto. alcuna Michelotto vuole intenzione rubare di il posto a cominciare Zincaro, è pazzesco. Matri, Potrebbe la cominciare una faida, situazione che si ci era vogliono davvero bene i due, complicata, sono però riusciti a metterci una pezza. Zincaro ha fatto Grandissimo. una grandissima Ottimo stagione, ma intervento Michelotto in tackle, nonostante la adesso situazione di sembra difficoltà. veramente un giocatore Ha evitato un gol rinato sicuro. quest'anno, Bella serie di passaggi. Si libera la grande. No, Sidotti non lo prende. Matri. C'è bravissimo Picella Era con lanciato in classe porta ma la olimpica, difesa ha calma chiuso bene. olimpica. Prova il filtrante. Francesco Acerbi si è fatto trovare pronto. Pallone morbido verso la fascia. Ok, Marco 0-1, Cerca l'uomo là assolutamente. davanti. Non dobbiamo sentire Alerek però, perché Palla Alerek è giocata alta uscito sulla fascia. e quindi sarà sicuramente ceduto. Poteva perché essere non un ci ha contropiede avvertito. interessante questo. Peccato. Marco 0-1 può prendere proprio il posto di Sassuolo non ha fatto Alerek bene come nell'ultimo terzino. turno e a finire sul banco Anche degli se imputati soprannome è può stato essere, soprattutto il tecnico. Sì, A parte l'allenatore che non si è Mazzi, tirato no, ma indietro. l'ho già trovato il Ci ha messo la soprannome di Marco faccia. 0-1, il Nel piccolo post-partita Ayrton. si è assunto Eccolo. tutte le Questo è Marco responsabilità. 0-1 per le sue È capacità di guida innegabile che il fuori dal risultato comune. sia stato condizionato Il anche e piccolo Ayrton, soprattutto quindi dalle sue c'entra scelte Marco tattiche. 0-1 è il piccolo Ayrton. Già trovato, perfetto. Tocco morbido e intercetta Ragazzi, bisogna opportunamente, vincere, però visto che l'azione sveglia, era se pericolosa. pensiamo per piacere a svegliarci. Matri prova a scavalcare il centrocampo con il Bode. passaggio Attenzione Francone. e l'arbitro assegna Ammazzano un calcio di Francone, però punizione cos'è? interessante. Fallo, ok? Voglio proprio vedere che soluzione Attenzione il Bode, adotteranno. dopo il gol di Emerson, Da però quella il Bode è distanza, il tiratore secondo me, ufficiale. dovrebbe provare il tiro a Sì, nel scendere Bode su dietro la punizione barriera. viene giù Potrebbe Sassuolo. essere micidiale. Ah, peccato. Francone. Calcio d'angolo. Vai Bode col tuo piede fatato. Può colpire. Il Du! Non ci Pallone credo, il fuori Duca è davvero di sfortunato. pochissimo, Il gran Duca è un peccato. bell'uomo sfigato. Il Duca, porca miseria. Attenzione, ancora il Bode. Che cross che fa il Bode, però. No, cosa stava Questo è un provando? passaggio Cosa ho sbagliato io, però. Che quantomeno cazzo l'ho tirato? discutibile. Intanto mi scivola il joystick. Pep, La ora mette sulla prossimo fascia. fra due, ma Pep tu sei in lista Ottimo assolutamente. intervento. Pep. Ha visto Non il ti pericolo preoccupare, ed è Pep. riuscito ad anticipare l'avversario. Vuole la Mi profondità. ricordo di te. C'è Ma non fallo. da adesso, da Pep è da anni che è con noi. Attenzione, cartellino Rosso! Che occasione, Dubbi. ragazzi, ucciso a Quanti Picella, dubbi su che questa espulsione? schifo! Che schifo, Sassuolo Misiroli, dovrà che affrontare uomo il di resto della partita in merda, 10. mamma mia, che brutta cosa che ho visto. Che brutta cosa. Si spinge in avanti, vediamo cosa inventa. Cerca spazio. Che schifo, ucciderci così il presidente. E intanto Rosso però, e se Appoggia ne va il sotto la pallone doccia, siamo largo anche con 10, 11 eleganza. contro 10 adesso, superiorità. Francone. Ma Francone, queste robe che fa Francone sono scandalosamente belle. Non ha avuto fortuna con il Giocatore suo da suggerimento seguire in Francone, profondità. bisogna capirlo bene, La un giocatore, giocata un troppo attaccante co- particolare fallo, al Kaiser, calcio di ha fatto un punizione. acquisto particolare col Kaiser. Che schifo, ci toccano il presidente, cazzo. Biondini No, cerca il tiro. Bravissimo, Ottima la Sarri. parata del portiere. Beh, qui il portiere ha tirato giù la saracinesca. dai palla, è l'ultima occasione che ti do, palla, mi sono un po' le balle, ti voglio bene, ma non capisco sinceramente. Lo Prova amo a come passare uomo, la difesa però... scavalcandola col Zecca- pallone profondo. Attenzione Riceve un Alessandro. pallone Il interessante. Romero, bellissimo il Ci Romero! prova. Ma non ci credo. Ci è andato molto vicino e però non ha trovato la porta. Ragazzi, io lo dico, Bode, Kaiser e ci abbracciamo.
Ed ecco il colpo di testa. Ha fallito una clamorosa occasione. Squalifica a vita per Missiroli, il presidente non si tocca. Cerca di superare la difesa con questo pallone lungo. E Pintus, è tornato Pintus, però è distrutto Pintus, cazzo. Come sei distrutto? Che miseria. Si libera molto bene. Ocio. Se ne va. No! L'arbitro non ha dubbi, calcio di punizione. No, rosso, Brutto l'intervento, adesso inevitabile, arriva anche la sanzione. Cartellino giallo per lui. E i giocatori esprimono tutto il loro disappunto. L'arbitro però è irremovibile. Si sono ritrovati in una situazione estremamente spinosa, dove commettere fallo... No, palla alla regala. Cosa ha fatto Ciarmi? Il problema però... Non ci credo, dai, che gol. Proprio all'ultimo respiro di questo primo tempo. Ha avuto tutto il tempo per Cordi. Ma vaffanculo. Primo tempo che si conclude dunque qui. Devono continuare a credere in se stessi e insistere nel loro modo di giocare. Così possono ribaltare la situazione. È dura adesso, tra un po' Ecco che comincia la seconda frazione di gara. Partita brutta questa, non me l'aspettavo. Adesso non deve farsi prendere dal nervosismo e cedere alla tentazione di gettarsi in avanti in modo scomposto. L'unica cosa che posso dire è questa, ma il c'è ancora il Bo del Duca non si capiscono. Lancio lungo del portiere. Pallone intercettato tempestivamente. Se la voglio ribaltare, palla. Diventare davvero pericolosa. Palla Francone. Ottimo intervento di copertura. Michelotto. Cosa fa Michelotto? È pazzo! Palla al piede. Impazzito Michelotto, cosa ha fatto? Si incazza come una bestia, ha ragione Sidotti. L'intervento, l'arbitro dice che non è fallo. Neanche angolo. Sospiro di sollievo sugli spalti e sono sicuro anche in panchina sono riusciti a fermare un'azione decisamente pericolosa. Deve uscire Francone dentro il cume, c'è bisogno dell'esperienza di uno dei più grandi giocatori del panorama mondiale, il signor Che cazzo è sta storia? Ci sto capendo una mazza, ma va bene. È stanco anche Pintus però, Vai. Sembra esserci un cambio. Vedo già un giocatore. Ragazzi, bisogna veramente minimissimo vincere l'8-1, ma minimo, Cioè MK. Francesco Dai Acerbi. ragazzi, dai. Terence deve scattare una prestazione un po' così. Abbiamo vinto lo stesso, ma si è mangiato dei gol inaccettabili per uno come Terence, per uno della classe. Che non ha mollato fino alla fine. Il Sassuolo sembra stia provando a sfruttare tutta l'ampiezza del campo. Eh sì, sfruttano maggiormente le fasce. Grande numero del Bode. Già, i loro avversari finora sono rimasti molto compatti. Credo che vogliano in qualche modo provare ad aprire le maglie. Cazzo, è vero, hai ragione, mi ho sbagliato, ho fatto la cagata. Hai ragione, puttana miseria. Devo mettere Eyman. Scusa Paul, è vero, hai ragione. Sì, comunque palla non è in grado, non è di... Cioè, no! No, no! E supera il portiere! Insacca! Un gol molto importante! Ora doppio vantaggio per loro. Troppo solo. Cosa possiamo aggiungere? Mamma mia. La difesa niente, non possiamo fare molto il turno. Intervento fuori tempo, calcio di punizione. Palla. L'arbitro gli si avvicina. Gli altri giocatori non è andata. Il cartellino che infatti arriva. Giallo. Capita a volte di perdere la testa e di commettere falli come questo, che sono inutili e dannosi. Michelotto. Alamos, bruttissimo errore di Alamos. Prosegue nella sua corsa. Allontana. Porca miseria, Michelotto ci prova. Daniel Andrew. Ti prego, palla, per piacere, porca puttana. Prova la giocata nello spazio. Palla allontanata senza troppi complimenti. Daniel, Michelotto. La perde anche Michelotto. Azione prolungata ma possesso palla sterile. Alla fine non riescono a concludere nulla con questa azione.
No, Francone deve ancora ambientarsi. L'arbitro lo chiama cartellino giallo. Si è ricordato nonostante il vantaggio, bravo. Vedo movimento a bordo campo. Ah sì, stiamo prendendo quello. Sì, ci sarà dunque un cambio fra qualche istante. Perdiamo 2-0. Sì, può destabilizzare. Costringe l'avversario No, al può fallo. destabilizzare sta sconfitta, concordo. Gioca una palla lunga. Concordo. Michelotto, la palla si ferma Prova comunque. un traversone dalla tre quarti. Veneziano Prova per il compagno Terence. in ottima posizione. Non Palla allontanata senza troppi una partita complimenti. stupenda. E dopo sta roba qua in 10. Cioè, non capisco. Alamos. Non capisco. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Terence. La disperazione. Riescono a mettere fuori. Michelotto. Daniel Andrew. Gigi palla. Gigi, basta, La difesa riesce a Gigi. spezzare l'azione. Ma che cazzo però, madonna, il tutto per sfondare, porca miseria. Siamo un giocatore da serie Sulla destra. C9, cazzo, La mette Alamos. dentro. Veneziano. Colpisce di testa. Sì, beh, non E ce ha l'ha fallito per una niente, buona occasione era da un gol. sogno. Una grande Era occasione di puntato tornare in 1 partita. milione, rimane La loro così. delusione è In verità non è comprensibile. importante, però E passa. dai ragazzi, dei infortuni Prova si a sentono, verticalizzare. c'è poco da fare. Prova il filtrante. Attenzione Cerca Veneziano lo per il spunto. volley, questa è stata una cosa bella di PES. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. C'è movimento lì a bordo campo e dunque cambio in arrivo. Era chiaramente in debito d'ossigeno. Non poteva più continuare così. Ocio. Si libera la grande. Gervasi. Bell'intervento. L'arbitro dice che Si non è ferma la fallo. palla, sì, comunque. È andata, salvo un miracolo veramente degno del miglior Pume. Prova a saltare il centrocampo. Cross. Il Venezia rischia di interrompere la sua striscia di 3 vittorie consecutive. A 3 vittorie di fila, qualcosa in peccato, questo finale di Veneziano. gara. C'è il Bode. Può Il concludere. Bode! No! Bella Dai, porta. però, si È incazza stato il Bode, fa splendido bene. l'intervento del portiere. Qui è stato bravissimo. Questa è una grande parata. Il Bode, ho sbagliato ancora forse. No. La difesa fa il suo, allontana la palla. Alamos. Può tentare la conclusione. No, Fuori di poco, sfortunati qui. Che tiro. Qui la palla ha proprio sfiorato il palo. Perdere 2-0 in 10 fa male per loro, cioè con la superiorità numerica. Questa è brutta. Questa Ecco è Matri. brutta. Ecco Matri. Brutto fallo di Api. Incazzato Api, si vede, il presidente è incazzato. Ha provato a fare Andrea tutto da Dubai solo, la sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati. Matri. Palla in avanti verso il compagno. Attenzione il Bode. Giocato Bella male palla, tutti ad oggi, allargare il gioco. Non salvo nessuno. Prova a giocarla dentro dalla distanza. Attenzione il Bode per Veneziano. Veneziano, la palla si ferma tantissimo, cazzo. Il Cume prova un tiro C'è il tiro. dell'ispirazione. E il portiere La dice di Pegolo, no. la para così. Perfetta la parata. Ha mostrato una gran classe. Ecco il Brutto triplice 2-0, fischio. intanto che Il ridimensiona le fischio che corse determina la Champions fine del della Venezia. gara. E così hanno Ma che lasciato lascia i ancora punti belle agli avversari speranze, in comunque una per la grande classifica è giornata buona. questa. Troppi Però errori. perdere col Alla Sassuolo fine, da questo è un 2-0 risultato che non ci può bene, stare. non bene. L'impegno non dei bene. giocatori non si può discutere. La classifica si accorcia purtroppo, si accorcia di 2 punti, vabbè comunque siamo ancora là, insomma dai, siamo ancora là. Ho capito, basta. Venezia-Torino per il 23esimo turno. La Juve ha perso e perdiamo anche noi chiaramente, cioè sempre così, cazzi suoi. Ok, allora abbiamo Daniel informa te che Terence non sta vivendo il momento migliore. Entra Zincaro, Charmi è fuori forma, è entrato Mito, perfetto. Mettiamo Giangrosso, diamo un turno di riposo. No, da Picella però.
Meglio ad Apicella che lo vedo stanchissimo, cazzo. Pinto non posso toglierne troppi. Ok. Però facciamo una cosa. Ecco, se no devo farlo ogni volta e ciao. Allora, vediamo un attimo. Allora, potremmo provare così. Ok, Terence al posto di Alexandro, al posto di Apicella mettiamo Grizzly. Ok, proviamo così. Andiamo. Vai. Grizzly, mi raccomando, è una partita da 7. Del calcio d'inizio, ancora un po' di pazienza. Vai. E si comincia. Oggi si Il affrontano Bode. Venezia e Lancia il Torino. Luca benissimo. Fabio Caressa e Luca Marchegiani Peccato. sono pronti a raccontarvi Dai, le solo un grandi incidente con emozioni di Sassuolo, questa adesso le sfida. vinciamo tutte, Ciao ragazzi. Fabio, io sono pronto. Tu sei Io pronto? ci credo, Sidoti. E a casa? Il Duca. La potere vittorie consecutive, peccato. Afria qua. Baselli. Palla giocata alta sulla fascia. Occio, Berenguer. Roba nostra. Ok. Michelotto. Prova a saltare il centrocampo. Veneziano. Pintus. Prova una cosa un po' impossibile, forse era meglio il cross. Dai ragazzi, tutti Afria insieme, qua. carichi, cazzo, carichi. De Silvestri. Iago Falche. Cerca spazio. Occhio Pallone alto ragazzi, nello occhio. spazio. Vai, Michelotto, Passaggio in Maurizio avanti. Michelotto. Acqua. Ok, vecchio Michelotto recupera, Michelotto va splendidamente Baselli. splendido. Ha visto partire Vai il pallone, Gulliver, si è vai proposto anche Gulliver. bene, ma poi non è riuscito a fare Attenzione il niente. Bode. Palla Il in Bode fa una cosa profondità sulla imprevista ma fascia. bellissima, il Duca. Mette in Il mezzo Duca per il traversone. Bode, non ci credo, vai di testa, Cross bodino mio. allontanato, niente di fatto. Michelotto. Mangai. Sidoti, Francesco Sidoti, Concord Occhio, un Sidoti. altro cross. Veneziano arriva in ritardo però. Michelotto, peccato. Terence. Prova la giocata Perfetto, nello Serra spazio. sbaglia. E la difesa Gervasi. riesce ad allontanare. Siamo anche in forma comunque, Sidoti. Troppi errori, troppi errori. Baselli. Allarga sulla fascia. Occhio. Roba nostra, roba nostra. Palla intercettata. Bravissimo Giangrossi. Prova a Grizzly, giocarla la dà dentro proprio dalla sulle- distanza. Appoggio. Roba nostra, bravo Mito che rientra dopo un infortunio lungo. 2 mesetti per Mito, mi sembra. Attenzione Michelotto, peccato. Ansaldi che ritorna nella formazione titolare dopo diverse partite. Niente gol né da una parte né dall'altra. Ok, Daniel Andrew. Prova il filtrante. Veneziano. Anche al tiro. Mamma mia, peccato. non Peccato male, perché si era venuta a creare un'occasione però. interessante. Sento poco Paul, dov'è Eman, dov'è Gai? Questo è un chiaro esempio di quanto possano essere efficaci le giocate in profondità. Peccato solo che l'esecuzione non sia stata all'altezza. Effettua un cross dalla tre quarti. Bella Occhio. apertura. Occhio, Sulla destra. ragazzuoli, occhio. Iago Falche Sidoti. cerca spazio. Sidoti, perfetto. E No, non ci può Bode, il Bode arrivare. dorme. Bode, ho capito che devi trombare, però Kai. Iago Falche cerca la profondità. Roba nostra, dai, Concordo Sidoti. Per Michelotto. Si allunga e trova la palla. Gervasi la tira su. Appoggia il pallone largo con Veneziano prova la eleganza. sponda che Prova non ce la la fa. verticalizzazione, Mamma ma il mia. tentativo non ha fortuna. Baselli. Che fatica, ragazzi, che fatica la vita alla Bamber. Afria qua. Michelotto. De Silvestri. Iago Falche. Azione prolungata, Dai, ma no, possesso palla no, sterile. Alla fine non riescono a Duca. concludere nulla con questa Per il azione. Bode. Vuole la profondità. Il Bode è bellissimo per Veneziano. Riceve un pallone Veneziano. interessante.
Sterzata di veneziano e poi Palla sbaglia. allontanata senza troppi complimenti. Maurizio, Gai da fermo. Gai. Ha colpito molto bene il pallone qui. Vai poi Gai. Pintus, Nasdaq. Gervasi prova un missile, Gervasi! Gran tiro, Mamma mia, Gervasi! Ha preferito tentare la conclusione nonostante fosse molto Mamma lontano. mia, se si dava Gervasi era il best goal in the world. Gai. Michelotto! Maurizio, non ci credo. Non ci credo, Maurizio. Prova il tiro al volo. No, Pinto sbaglia. Maurizio sulla linea, peccato. Prova la giocata nello spazio. Non ci credo, Michelotto. Michelotto quest'anno è tornato in maniera proprio beffarda, Iago Falchi. Povero Zincaro e povero Micro. Prova il filtrante. Occasione per il contropiede. Michelotto. E passa. Terenz. Cerca spazio. C'è fallo. Per poco gol di Maurizio. Peccato. Sì, è vero, il Duca e Michelotto sono comunque sfigati. Il Duca in assoluto. Il Duca è la sfiga fatta persona. Ancora di più. Beh, finale di tempo è stato impressionante. È vero che il fischio dell'arbitro ha interrotto il loro slancio, ma se continuano così possono portarsi a casa la vittoria. Bravo, ma anche un po' fortunato, ma ce l'ha fatta. Nessuno ha trovato il gol, si chiude 0-0 al primo tempo. E il Bode vanno ancora a intermittenza purtroppo. Beh, Fabio, nel secondo Dai tempo ragazzi, le eccolo cose qua il gol, possono eccolo qua. Speriamo che la gara si accenda. Gai, bravissimo per Pintus. Vai Pintus. Peccato. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Terenz per il C'è Cume. retropassaggio. Terenz al Duca. Il Bode Bode in girata. Conclusione. Ancora miracolo, Ottimo disimpegno. I poteri forti non vogliono la Venezia in Champions, è una sfiga, non so di che cosa. Michelotto. Il Duca. Veneziano, il Bode, il Cume. Di rabbia, il Duca ancora, niente da fare. Riesce ad allontanare. Baselli. Il Torino ha ottenuto un bel risultato nella scorsa partita, grazie soprattutto all'intelligenza tattica del proprio allenatore. Le sostituzioni si sono rivelate azzeccatissime e la squadra ha dimostrato un equilibrio perfetto Gervasi, in tutti i reparti. Per il Bode. Spesso critichiamo l'allenatore quando le cose vanno male. Oggi bisogna riconoscere il Veneziano che non deve trovarsi là, però il Cume. Si libera la Come si prova a fare il passaggio per il Quindi Bode? No, Bode però. Bel tiro, sono andati vicini al gol. Che tiro! Qui la palla ha proprio sfiorato il palo. Dopo non ci siamo, esce il Bode, proviamo a rimettere Francone. Ed entra anche il maestro, mi manca il maestro, non so se è ancora collegato. No. Ma puttana. Allora, Francone e lo metti qua. Poi mettiamo il maestro. Non Piccella, Terenz non mi ha convinto, non mi ha... Grazie The White. The White is the new Apicella. E dunque cambio in ritmo. Vai Francone, è il tuo turno, non deve diventare il meme palla, Non so se c'è ancora Cannistra, grazie comunque White, sei veramente troppo gentile. Lo zoccolo duro come indiano è devastante. Prova un traversone dalla tre quarti. Veneziano. Occhio che prova. No, ho sbagliato, ho fatto tanta roba da fare. Davvero molto angolata. Pronto a tirare Rocco se la gol è da campione asiatico. Vediamo Rocco quando torna. Con il suo suggerimento in Perché profondità. da Rocco pretendo un minimo. Lo spazio per il passaggio l'ha visto. Adesso, Giustamente ci ha provato, ma non ha toccato nel modo giusto il pallone. La mette sulla fascia. Zincaro adesso è un momento bello per Michelotto, ha giocato tanto, Zincaro. Non ti arrabbiare. Ci so che non ti sei arrabbiato, però Cannistrano lo vedo Ansaldi. più. Porca miseria. Ho bisogno del maestro. Cercano di rilanciare l'azione dalle 0-0 retrovie. col Torino in casa, però se buttiamo via la Champions mi incazzo,
Oh, Alamos. Il portiere la Alamos, calcia vogliamo lontano. capire che ti sei incazzato. Hai fatto buone partite. Anche adesso che non sei venuto, ma ti sei incazzato per cosa, Alamos? Prova a passare la difesa scavalcandola Ti col pallone hai profondo. stabilizzato Prova la l'ambiente. giocata nello Francone! spazio. Francone! Ci prova! Non ci credo, Francone. Ottimo disimpegno, fondamentale. Aveva messo dentro davvero un gran pallone. I palloni in profondità sono difficili da leggere per questa difesa, ma non possono concedere così tanto agli avversari. Francone però sei un Cross in 96 mezzo. fortissimo di testa, cioè. Solo il cume. Pallone troppo profondo, se ne va oltre la linea. Ah, ok, perfetto. Ok, risolto il problema Alamos. Ma perché vuoi la cessione? Ma non ci servi troppo, Alamos, non farmi incazzare. Cioè, Baselli. giochi Afria sempre, qua. giochi praticamente una partita Bella sì e serie una di no, passaggi. quasi. Ma sono più quelle sì. Concentrazione però adesso, ragazzi. Canistra bravissimo il maestro. Vai Rumeno, fammi cantare Rumeno. Pintus. Se ne va. Pintus. Attenzione Francone, Il difensore sempre. respinge. Buona la sua progressione palla a piede. La mette sulla sinistra. Può Perché mi cercare arrabbio il taglio io, in mezzo. Alamos, cioè, Può cacciare devi rimanere in rete. squadra, punto e basta. C'è mancato poco e sarebbe andato in porta. Il difensore però ha trovato il tempo Mi giusto. arrabbio Bel io, duello. Attenzione, vai Pintus, 82esimo, ti prego, qualcuno, Terence, dammi la grinta, qualcuno ha bisogno. Pintus, Nasdaq. Vuole la profondità. E la difesa riesce a cavarsela in questa occasione. Ah, mamma mia, siamo in un brutto momento, ragazzi, incredibile, di nuovo. Non siamo ancora pronti per Buon lo scudetto, recupero, anche se Ma questo proprio non è il minimo, suo proprio per ruolo. niente. Nel calcio E di non so oggi per la ormai Champions, tutti non gli lo so, allenatori perché chiedono queste questo battute tipo di da resto sacrificio così agli non le attaccanti. comprendo. Bravo il maestro, Rumeno, ok, Michelotto. Dai, l'ultimo respiro, da tanto che facciamo un gol all'ultimo respiro. Veneziano, dov'è la tua classe? Ma dov'è la tua classe, Cume, porco due? Ansaldi. E siamo nei minuti finali di recupero. Si riparte con un fallo laterale. È arrivato il momento dell'ultimo cambio a disposizione della squadra. Sostituzione comprensibile. Sembrava molto stanco, meglio fare entrare un giocatore fresco. È andata, ragazzi, è andata. Agi. E l'arbitro dice che può bastare. 0-0 Ottima in prestazione casa, da parte non delle bene. due difese, finita 0-0, poche opportunità per gli attaccanti. È stata una partita interessante, tesa, combattuta. Alla fine nessuna delle due squadre è riuscita a Male, dare il ragazzi, meglio. male. Non l'ho sentito Alerek, non so perché sia uscito. Siamo sempre a 2 punti, meno male che dormono anche dietro, questa è l'unica cosa. Il Napoli è scappato, dobbiamo lottare per il terzo e quarto posto. Siamo sempre a +2 sulla zona Champions. Venezia Empoli, dobbiamo assolutamente. Ecco, cazzo, abbiamo un conto aperto con l'Empoli dopo la vergognosa sconfitta dell'andata. Adesso voglio roba incredibile. Ciao Benito, però non ho nessuno che fa la seconda punta, mi perde tantissimo in parametri, quello è il problema, ci avevo già pensato. Quello purtroppo è il problema, il Duca è in forma. Devo dare un turno di riposo a Pintus, anche se è in forma ma è troppo stanco, cazzo, anche Gervasi. Zangro, siamo stanchi, non c'è niente da fare. Speriamo, vai. Ragazzi, adesso per Caloroso piacere benvenuto a concentriamoci tutti. però, Ci siamo quasi. I giocatori dovrebbero uscire dal tunnel degli spogliatoi da un Cazzo. momento all'altro. Mi La partita dispiace, di oggi vabbè, è tra pensiamoci dopo, adesso Venezia scusami. ed Empoli. Abbiamo È una tutto partita da pronto vincere, e poi ci prontissimi pensiamo. siamo anche noi. Chiaro, staremo Luca io e te. Marchegiani e Fabio Caressa per questa telecronaca. Un saluto a te Fabio e a tutti i tifosi, sperando di assistere Zincaro. ad un grande incontro. Zincarone. Ritardo un po' la live, vabbè, che sono più Ringrazia, tardi, non è un certo, gli problema. avversari hanno fatto tutto da per te soli. questo è I altro. tifosi rumoreggiano, ma capita a qualunque Voglio giocatore un di 6-0, commettere speriamo errori Michelotto. banali. Peccato per lui perché questa era una potenziale occasione. Francone, dov'è Francone? Non dirmi che sei nato Francone, adesso chi segnerà? Perché Prova la segna giocata oggi nello Francone. spazio. Vai Può Francone. calciare a rete.
Francone, che numero di Francone, un po' fortunato Francone. Verso la porta. Non ci credo, che sfortunato Francone però, Passaggio in avanti. L'Empoli ha prevalso l'ultima volta che queste due squadre si sono incontrate e i tifosi oggi si aspettano un'altra vittoria. Prova il filtrante. Passaggio intercettato. Ok, Grizzly. Vuole la profondità. L'azione si stava facendo Anche Eyman è un po' in pericolosa. calo, è calato il genio di Eyman, è calata un po' la squadra. Tocco morbido. Lancio col No, contagiri. no. Occhio alla conclusione. Grande mito, miracolo. Giangrosso la spazio. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Possibilità di tiro. Ecco che va il tiro. Mamma mia. Il pallone Sì, finisce ho visto. lontanissimo dalla porta. Era proprio lì, davanti alla porta. Ha portato via l'occasione. Si sono resi pericolosi già 2 volte nel primo tempo. Vogliono vincere questa Francesco partita Usidoli. e si vede. Cerca di superare la difesa con questo pallone lungo. Cerca spazio. Occhio, no, mamma mia. Peccato un Si offside rischia. da guardalinee. Il fuorigioco c'è. Sì, ma siamo in un momento proprio di Appoggia il calo pallone assurdo. largo Anche con Eyman che ha eleganza. fatto una stagione fino a questo momento epica. Cerca spazio. Franco? Occhio alla confusione. Francone! Il Kaiser così dal nulla su assist di Eyman! Francone! 1-0 perché non poteva farci Venezia! Primo nulla. gol Credo che non abbia nemmeno guardato in la carriera porta. La sentiva. per Ha colpito di puro Francone! istinto, trovando l'angolo Francone, giusto. il Kaiser, 1-0. E Francone l'ha messa. E il risultato si E adesso sblocca, voglio il 1-0. commento di Ora Francone, avranno cazzo. sicuramente meno L'avevo pressione pronosticato addosso, il ma gol di devono Francone. continuare a lottare. Adesso a Francone. Prova la giocata nello L'avevo spazio. pronosticato, cazzo. Prova a saltare il centrocampo. Quindi è solo Gigi C'è il Palla. lancio, Gigi grande Palla e intuizione. spavento. Palla intercettata, ottimo il suo senso della posizione. Manca solo Palla. Sì. Di quelli Non ha avuto davanti. fortuna con il suo suggerimento in Che profondità. gol di Francone, lo sappiamo, Buona i punti l'intenzione forti del sono questi di passaggio, ma Francone. non l'ha calibrato Potenza. bene e per gli avversari non è stato difficile Prova fermare il filtrante. l'azione. Attenzione Eyman, Ecco ancora il assist filtrante. di Eyman. Francone di Prova la fisico, conclusione. no! È decisamente fuori bersaglio la sua conclusione. Un contropiede molto ben gestito, ma la conclusione è stata deludente. Lo avevo detto ragazzi, no Francone, voglio un commento un po' più profondo però. Dai Francone, cazzo. Francone deve migliorare nella tecnica, però la potenza ce l'ha tutta, abbiamo visto come si è liberato. Eyman si è risposto alle critiche subito, Eyman, con un assist perfetto al bacio. Non è che bisogna batterli bene Napoli dopo Vuole la la vergogna. profondità. Francone Prova ancora, la palla filtrata. Francone, Cerca lo spunto. Francone. Se ne va. La mette in mezzo Francone perché il piede Palla sinistro non è allontanata propriamente il suo senza piede. troppi complimenti. Ecco, The White Poteva essere un contropiede Ragazzi, interessante. Uepi questo. c'è la Prova la travestina da giocata White nello Gamer, c'è spazio. qualcosa che non va. Grazie. Vuole diventare Alamos, vale che il vicepresidente sta diventando The White Gamer, che se non è in squadra, cioè. Scherzo Alamos, tu sei sempre nei miei cuori, cazzo. Il cavaliere dell'Apocalisse. Cerca Occhio, la rete. grandissimo Mito, che ha fatto Mito. Perfetta la parata. Qui è stato bravissimo. Questa è una grande parata. Raga, attenzione, raga, attenzione. Attenzione, Veneziano se ne va, il Cume se Grande ne va, che spirito di ormai è un sacrificio po' dell'attaccante l'ombra che di se recupera un stesso, buon purtroppo pallone. Veneziano. Nel calcio di Ma oggi Veneziano fa un ormai grande assist, tutti gli allenatori che però chiedono forse è questo un po' tipo di lento, sacrificio agli no, forse la palla è attaccanti. un po' lenta. Il portiere la calcia lontano. Queste situazioni in cui c'è superiorità Bene. numerica vanno sfruttate decisamente Alamos. meglio. Alamos, leziosismo del cavaliere dell'Apocalisse, guardatelo. È Ci così mette il Alamos, fisico è questo e Alamos, conquista il pallone. guardatelo. Un pazzo Alamos. Palla larga in profondità. Attenzione Terence. Terence, fallaccio. Fallo, Terence, mamma calcio di punizione. Opportunità da calcio piazzato, occhio ai saltatori. Attenzione, Paul Emangai. Colpisce il pallone. E sveglia il Cume, che Finisce gol del in rete. Cume, il suo secondo assist di Paul Emangai che si Vantaggio che riscatta comincia a subito. essere molto Ma che gol di comodo. Veneziano, mamma mia che gol del Cume, di rapina purissima. Bellissimo assist di Gai, Veneziano l'appoggia. 2-0, silenzio Empoli, il Cume torna. E il 2-0 Cume torna, e il Cume torna in Sull'1-0 la silenzio. partita era apertissima. Ora possono permettersi di controllarla. Madonna, Emangai, che sei diventato Emangai.
vai Daniel Andrew. Qui può partire il Il contropiede. Duca è peccato che il Duca non sta per Ducapelli, nel senso il Duca bell'uomo. Attenzione, Daniel Andrew si dota. La mette sulla fascia. Il Kubek, Grande parata dell'estremo difensore. Ha mostrato una gran classe, un'autentica parata d'istinto questa. Non è andato lontano dalla rete. È un giocatore che si rivela pericoloso. Sì, la ogni faida volta che aperta tocca tra il Barocco pallone. e Francone, però per piacere ragazzi, Buona facciamo la la partita, profondità. non le faide di merda. No, ma cosa fanno? Prova Evan il Gai, filtrante. Veneziano Pallone lancia morbido verso Francone la che deve fascia. sfruttare la potenza. Francone è proprio il vero Kaiser, un giocatore potente. Arriva il fischio dell'arbitro. Può bastare per questo primo tempo. Comunque 2-0 non il capisco, risultato di questo purtroppo mi primo fa sentire tempo e poco fino a anche questo Alessandro, momento per la verità c'è stata Perché una il rumeno, superiorità io ho occhi di evidente. riguardo per il rumeno, lo sa lui che ho occhi Si di riguardo. parte per la seconda frazione di gioco. Veneziano, Palla giocata alta sulla fascia. Se la cava, la difesa allontana la palla. cazzo, è così il cavaliere dell'Apocalisse, ma guardalo come saltella, guarda. Tanto bellissimo striscione La per mette in avanti. Francone. Benvenuto L'Empoli ha Kaiser, ricevuto bellissima, numerose critiche dopo bellissima la partita, questa. soprattutto per via delle scelte tattiche dell'allenatore. Nel calcio è inevitabile che ogni decisione Bravissimo dell'allenatore venga passata ai raggi Per X, Veneziano, esaminata no, e era per spesso Terence, in realtà criticata. Francone chiaramente non In possiamo dare effetti velocità, però non è quello il non suo condivido alcune delle Alamos. decisioni che ha preso il tecnico nell'ultima gara, soprattutto per quanto Attenzione riguarda l'assetto Terence. tattico. Cerca il compagno in area. Veneziano, no. Sarà dura Michelotto. Terence. C'è la palla lunga in avanti. Francone. Cerca spazio. Veneziano, E lì può la punta segnare. che non ti aspetti, E il fenomeno. passa. Un tocco infelice salva la situazione. Ma non ho ben capito cosa sia successo, sembra che abbia sbagliato il controllo mettendo la palla fuori. Era un'ottima occasione, agli avversari di sicuro non dispiace che sia sfumata così. Veneziano la dà a Francone, Francone vuole la doppietta. No, perché ha fatto sta roba? Ma no, papà, è colpa mia qua penso, ma non capisco, non ho teccato niente, forse ho sbagliato tasto, va. Vedo che la difesa non sale più, non punta sul fuorigioco. E vogliono Mi proteggersi ci metto dalle anch'io a fare le imbucate, cagate, non Dio concedono Cristo. la profondità. Sanno che gli avversari sono bravissimi negli inserimenti e preferiscono affrontarli con prudenza. Francone, Evidentemente la di tattica è potenza questa. Francone. Ecco, ma è una tattica giusta, secondo te fanno bene o fanno male? Ma guarda Fabio, ogni strategia ha dei pro e dei contro, non si può fare un Giangrosso, discorso Grizzly, assoluto. Ma considerando l'abilità di questa squadra nel gioco Bravissimo di profondità, Francone. credo abbiano ragione. No. Con questi non puoi correre rischi, si muovono benissimo senza palla e arrivano in porta in un attimo. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Occhio. Bravissimo ancora Grizzly. Qualche cambio. Esce Veneziano, entra il Bode. Mettiamo il maestro. Diamo un po' di riposo a un monumentale canistra, monumentale Eyman. E come ultimo cambio mettiamo Alexandro. Ok. Prova a passare la difesa scavalcandola col bravo pallone Vito. profondo. Alamos è quel cavaliere che saltella. Terence. Ancora Alamos. Si fa largo con Ancora grande Alamos. determinazione. C'è il fischio dell'arbitro Oh. e fallo. Ancora Alamos, ma Prova la no! giocata nello spazio. Grizzly, Terence, bravissimo Terence, lezioso. Prova qua, un Terence. traversone dalla tre quarti. Veneziano. Bella Veneziano palla, lancia ad allargare il Francone, gioco. fuori gioco. E no, niente, è finito in fuorigioco. Ecco, Alamos non si droga prima delle live, questo purtroppo ormai in confronto a Terence è un casto, è un puro. Cioè, è spaventoso, ormai la droga che assume Alamos a ogni partita. Cerca di mettere un pallone interessante in aria. Prova il Attenzione filtrante. il Bode. E c'è una palla filtrante. Vai Bode. Bell'intervento Bode. e l'arbitro dice Anche che non è Bode, fallo. gli fa Effettua un cross dalla tre quarti. Bode, il cume. Grizzly, Ancora ancora un ottimo Grizzly, intervento impeccabile di oggi Grizzly.
Sidoti, concordo, Sidoti. Sono alla ricerca di uno Concordo, spunto Sidoti. per far male agli avversari. Francone. È scattato con un tempismo perfetto. Ma perché Cume 2018? Queste miche rotte, le sue perle del miche. Attenzione, il rumeno. Prova a Il fare rumeno. tutto da solo. Tiro davvero da dimenticare. Il tiro non è stato un granché, ma ha avuto il coraggio di provarci. Prova a verticalizzare. Oh, Il loro sogno di vincere il titolo ormai sta per andare definitivamente in frantumi. Cerca spazio. Cerca lo spunto. Madonna, come l'ha presa Api non si sa. Il miracolo Apese, il miracolo di Api, dell'Ape assassina. Apese. Siamo nel mondo. Cerca di lanciare il compagno. O Apia. Vai Terence è morto, non Lungo è più passaggio cambio, in la morte avanti. di un uomo. Attenzione, Francone fa queste cose che è un pazzo. Il Bode lancia in maniera splendida. Prova la giocata nello spazio. Agi. La Peccato. palla viene respinta. Alamos. Verso il centro dell'area. Dai che è finita. Ancora 2 minuti per le fondamentali per speranze il delle due cammino in squadre. Champions. Il progetto continua, il progetto Cume, il progetto Zoccolo Duro, il progetto noi. Sembra più una roba da E l'arbitro dice che può bastare. Ce l'hanno fatta. Una grandissima vittoria. Guardate la gioia dell'allenatore, quella dei giocatori e ovviamente quella del pubblico che Buon finalmente 2-0, dai, siamo può discontinui. festeggiare. Hanno Francone giocato MVP bene, intanto, scegliendo di ragazzi. attaccare e sfondare Francone MVP, sono contento. La Juve ha pareggiato. Siamo terzi a 3 punti dalla Champions. Bene. E guadagniamo anche 2 punti sul Napoli. Molto bene. Ultimo giorno di mercato, si chiude qua il mercato. Bravo Francone. Veneziano MVP insieme a Paul e Mangai. Benevento Venezia, partita da vincere assolutamente questa, eh. Bartolucci, non lo so, Alamos è strano. Alamos. Il Bode veneziano andati. Ai ai ai. Ok. Vedi Zincaro torna subito in forma Zincaro, è mostruoso. Se Zincaro ne ha saltate pochissime quest'anno. Sidoti è morto, io lo metto Alamos, deve svegliarsi, Alamos deve capire che è fondamentale per questa squadra, Alamos. È il grande difetto di Alamos, purtroppo, essere un po' porco. Terence è un po' in calo. Sì, ragazzi, Polè Mangai è praticamente certa la presenza in nazionale. Anche Cannistrà sarebbe, infatti Cannistrà se lo merita per quello che ha fatto sulla posizione in Europa, vediamo. Sul terreno di gioco. Il Benevento, il Venezia. Vai ragazzuoli. Il decide Duca. di allargare il gioco. Raman Cipsa. Bella serie di passaggi. Attenzione, ma io non vedo, lo so, hai ragione, però è un po' per seconda punta, non fa parte della squadra. Il Cume non vede questa tattica per quanto sia giusta, perché hai ragione. Presenza di Pole e Mangai, Veneziano deve svegliarsi che gioca ancora facetta così. Vai Rumeno. Poesia e movimento agi per gravità zero. Che nei queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Il Duca. Cerca spazio. Il portiere la calcia lontano e intercetta opportunamente, visto che l'azione era pericolosa. Il Benevento ha ottenuto un bel risultato nell'ultimo match, propiziato soprattutto dalla strategia scelta dal proprio allenatore.
Ha rischiato tanto mettendo in campo contemporaneamente molti attaccanti. Ma alla No, fine si è rivelata Bartolucci la scelta stupendo. giusta. È il Se giocatore non più fosse stato per scarso lui, del probabilmente panorama avrebbero perso. mondiale. Oddio. Prova la giocata nello spazio. Alamos. C'è la palla lunga in avanti. E trova il Non sembra una compagno forma sulla strepitosa. destra. Attenzione, Cataldi. Può andare alla conclusione. Prova il cross in aria. Alamos, bravo. Ed La ecco il Piccella si colpo fa di testa. Mamma mia, Piccella qua. Pallone fuori davvero di pochissimo, gran peccato. Ci è andato molto molto vicino. Un tiro ottimo. Bartolucci, Prova a fenomenale. verticalizzare. Prova il cambio di gioco. Alamos. Francone. Il Duca. Ma stiamo giocando Costringe veramente un l'avversario calcio al fallo. obbrobrioso, eh. Bella rete di passaggi. Il Duca ha toccato tipo. Solo il Duca tocca palloni Il oggi. Venezia finora non ha mai tirato in porta. Passaggio sulla destra. Occhio ragazzi, occhio perché stiamo soffrendo con il bene cazzo, eh. Vuole la profondità. Attenzione Francone. Cerca di superare la difesa Lancia con il questo Kuman, pallone che lungo. comunque è veramente preso male, eh. Passaggio in avanti. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. Ancora il Duca, solo il Duca in campo praticamente. E Mangai. Agi. Prova a fare Agi. tutto da solo. Agi, peccato. Ma il portiere c'è. Un contropiede molto ben gestito. Bravo Terence, mi ma piace la conclusione Terence è stata così. deludente. Terence è un po' anche il Socrate palla, della squadra, per che era allargare il il filosofo, è veramente la voce pensante. Mi sono Prova il drogato, filtrante. che è il più saggio della squadra, molto male, ci siamo tutti mongoli. prende vuol dire. piena. Francone! Ma Ottima guarda che parata tiri che del ha Francone, portiere. ragazzi. Il Venezia Grande ha mostrato Terence, spesso comunque. di andare in difficoltà nelle ultime fasi del primo Attenzione tempo. a Picella, Vediamo il se oggi presidente. riuscirà a superare questa difficoltà. Lancio lungo del portiere. Il Romero. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Bella apertura. Pallone Fuori, intercettato dai, tempestivamente. Andrew, bravissimo. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. Francone prova una Cerca cosa di superare la impossibile, difesa con questo il Cume non ci pallone arriva. lungo. Lungo passaggio in avanti. È stato un brivido per la squadra, ma si è fatto trovare pronto con l'anticipo. Antei con l'intercetto. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Qui non è stato Occhio. sufficientemente preciso nel Prova il passaggio. cross. Passaggio intercettato. Bravo Mito. Mamma che rinvio di Mito, ragazzi. Barocco. Attenzione, che lapsus freudiano. Francone Barocco, ragazzi, si comincia veramente Palla larga l'avventura in profondità. tra pochi mesi, tra loro La gioca in due. aria. Veneziano! Peccato. Bella questa azione, ma la conclusione non è stata precisa. Bella azione questa. I difensori non hanno potuto Gervasi. fare altro che stare a guardare. Peccato solo per la conclusione. Gervasi. Cerca spazio. Veneziano di tacco. Il Può tentare la rumeno. conclusione. Peccato. Che grande parata. Qui è stato bravissimo. Questa è una grande parata. Ragazzi, però Alamos, però E arriva il non fischio devi finale di prendere questa attenzione prima tu frazione di l'attenzione della gioco. squadra. Verso la fine del tempo hanno Alamos giocato alla forte, voglio grande. serio Questo sul potrebbe campo. infondere loro e coraggio stop. e consapevolezza nei propri mezzi. Questo è l'ordine del mister. Se entrano in campo con il piglio giusto possono fare un grande secondo tempo. Grazie. Nessuno ha trovato il gol, si chiude 0-0 al primo tempo. Dopo l'intervallo sono Ragazzuoli, sicuro che le vinto squadre saranno assolutamente, perché disposte a non prendere ha qualche senso, rischio dai, per figlio vincere di la sport, partita però, e lo cioè, ma spettacolo Dio migliorerà. Cristo. Mito, Prova a no, passare la no. difesa Non scavalcandola ci col credo, guarda pallone che profondo. culo. Gervasi. Prova un traversone dalla tre quarti. Veneziano per morbido. Francone. Non Pericolo divaghiamo. sventato almeno per ora. Basta divagare, ragazzi. Poteva per essere un piacere, contropiede perché interessante questo. Pallone Peccato. morbido verso la squadra è fascia. squadra. Finito E le perde partite il duello possiamo anche fisico divagare. con ma l'avversario. queste partite qua no. Coleman. Prova a saltare il centrocampo. Veneziano. Palla intercettata, ottimo il suo senso della posizione. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente Appoggia il meglio. pallone largo Ah, con non si eleganza. Gervasi. Alamos ancora bravo per il recupero di Alamos. La mette sulla fascia. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. Peccato ancora Alamos.
La difesa sta lavorando molto deve per pitturare limitare qualcosa a gli Heyman, perché sennò è degli dura, avversari. Beh, forse è per questo che hanno Devi diminuito inventare qualcosa a l'intensità Heyman del o Asi pressing. anche. Esattamente, Cioè... si attaccano troppo la palla e si fanno superare. Gli avversari sono abilissimi a verticalizzare e arrivare subito davanti C'è al la buon portiere. intervento di testa. Hanno ragione a perché essere siamo un po' cauti. scarichi però, Raman Cipsa si sbaglia. prova la verticalizzazione. Api fallo. Fallo, calcio di punizione. Attenzione all'arbitro che sa il cartellino. Sono le partite giallo, del Bode. è giallo. Che è proprio fuori forma, speriamo bene, ci provo. Allora. Esce Francone, entra il Bode. Non so, mi sento cannistra. Ok. Intercetta e sbroglia una situazione che si faceva molto Il veneziano proprio pericolosa. bello, bravo, come vai fuori, merda. Vai Sarà fuori. comunque rimessa in gioco con le mani. Sembra esserci un cambio. Vedo già un giocatore pronto a entrare. E lì a bordo campo c'è un doppio cambio. Si può non vincere col Benevento, però. L'avversario ha avuto la meglio. Decidono di giocarla all'indietro. Il Venezia Raga, vediamo se ha una Giangrosso difesa ha molto ragione. solida che negli ultimi tempi non si è quasi mai fatta superare. Il Bode non è centrato, che porco di che la puttana. No, direi che non lo metto. Dai. È arrivato il momento dell'ultimo cambio a disposizione della squadra. Dai ragazzi, Canistra, me lo sento e Canistra può fare bene. Dai, Eyman, sei piccolino, è meraviglioso. Sei Ottima un pressione po' la come sua. Palla recuperata. la piccola, Palla no la avanti, piccola verso Flo, la compagni. cosa, Pollo. Sei un po' Pollo, un combina guai, Eyman, dai. Qui. Dai, Eyman, dai. Dai che me lo sento Canistra. No, ho fermato la chip spa, però no, questa è un po' brutta, cazzo. Tocco morbido. Questa è illegale in 99 stati, cazzo. Ottima pressione la sua. Alessandro. Palla recuperata. L'azione si stava facendo Niente da pericolosa, ma ha preso bene il tempo e si è messo in Partita mezzo. orrenda, comunque non state attenti per la Champions. No! Mamma mia. C'è la palla lunga in avanti. Speriamo bevi l'acqua, speriamo. L'ampiezza del gioco sembra essere una caratteristica importante della loro manovra. Sì, assolutamente. Cercano Vai, di allargare il piccolo gioco Eyman. per stanare la difesa avversaria, disunirla e creare gli spazi in mezzo. E hanno Vai, ragione, perché no, per quanto ma tu sia porca bravo, non è puttana, facile Ramos, passare al se posto di più stimi a parlare. poter sfondare al centro. Fa un passaggio giusto, ancora. Ci mette il fisico Gervasi e comunque conquista il questa pallone. stagione è monumentale, Lungo passaggio in avanti. Vuole la profondità. Occhio. Sulla fascia, è libero. Se ne va. Pallone basso in No! aria. Mamma mia. Dai ragazzi, dai. Provano a ripartire da dietro. Eyman, Guy. Ecco il Ma tiro. cazzo, calma, Eyman, calma. Antei. Ottimo il fraseggio. Può essere la loro ultima azione d'attacco. Allarga sulla fascia. Posso. Ha spazio sulla fascia. Alexandro. Niente da fare. Brutto pareggio. Prova a verticalizzare. No, che cannistrama tutti. Guarda, non capisco perché Ottima ste pressione prove la così. sua. Palla recuperata. Si chiude dunque la sfida con il fischio dell'arbitro. Ottima Notte prestazione Kaiser, da parte notte delle due vecchio difese, finita Io 0-0. pensavo di fare le due di Coppa opportunità per gli Italia e attaccanti. chiudere. Quando una Questo era gara finisce l'obiettivo. senza vincitori, lascia 0-0 sempre un non po' di amaro in positivo. bocca. Venezia terzo, 2 punti dalla Champions, mamma mia. Che campionato anche questo.
Facciamo... in realtà sono parecchie partite, però... vediamo, insomma, fino a mezzanotte, almeno dopo andare subito da Heyman. Oh, Alamos da quando Ciaccole è sempre in forma. C'ha un culo Alamos, ma quanto culo ha Alamos? Il culo di Alamos. Vai, proviamo così. No, ma se vuole facciamo le 11:30 per il discorso bode. Ci attende una grande partita. Dimmi tu, piccolo Heyman, cioè, però faccio anche l'ultima adesso, sul terreno di gioco. No problem. La partita di oggi è No tra problem, Napoli Paul. e Venezia. Io sono Fabio Caressa e qui con me c'è Luca Marchegiani. Ciao Fabio, tu, sono piccolo contento di essere qui con te No, oggi. te fede. Veramente non vorrei essere da nessun'altra parte. Aspetto il commento di Partiti. Heyman. Michelotto, Luca, secondo te chi può fare la differenza oggi? il bode. Callejon, un'ala completa, Il bode, generosa subito e per il sempre Cume. c'è Mamma gol. mia che inizio, un minuto. Cambia subito la storia della Assist partita. bode, gol del Cume. San Paolo ammutolito. Io sto qui, voi dove cazzo state? Yes. Era smarcato, non si è lasciato No, scappare lo so. questa grande occasione. Lo so, Ecco Paul, non cosa c'è succede a lasciare spazio in area a un giocatore come lui. Ma perché nessuno l'ha Sto marcato? dicendo, La difesa poteva se fare vuoi, molto, facciamo molto prima. meglio. Quando vuoi tu, se no aspettiamo il bode. E passano in vantaggio. Sono È dato partiti subito il Cume, la fortissimo. sigla. Cerca la profondità sulla fascia. Callejon prova il cross. Occhio, no! Mertens. L'ha unito. Tutto bello, ma la conclusione non va a segno. Il Napoli ha portato tanti uomini in area di rigore. Alamos. Non sono comunque riusciti a realizzare. Tocco morbido. Occhio, no, subito lo Possibilità di prendiamolo. tiro. Bravo. Poteva essere un contropiede interessante questo. Peccato. Cerca Heyman, spazio. il bode. Ma se vuole richiamare il può favore il sbagliare. Cume. Ah, peccato. Terence. Prova il Veneziano. filtrante. Fuori gioco. Peccato in offside dal guardalinee. Grande Benito. La difesa qui era alta. Per questo l'ha messo in fuorigioco. Va bene, Mangai. Un solo Heyman si alzerà. Il portiere la calcia lontano. Pol, sei bello, intelligente. E adesso fammi il super assist, ecco. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. La giocata troppo corta. Ma il culo di Alamos. Il suo sguardo di scusa al compagno Alamos, dice sempre in veramente forma. tutto. Quando c'è Alamos? Vuole È la lo- profondità. è l'ometto più fortunato del mondo, Alamos. Sulla fascia, è libero. Riesce ad intercettare. Ottimo disimpegno, fondamentale. Il Cume. Terence. Insigne. Allan. Il pallone finisce lontanissimo dalla porta. Ciao Il tiro non è Jacopo, stato ciao granché. caro, Ha ciao, avuto vedo che il sei coraggio di sempre provarci. collegato anche tu. Non mi dimentico, ciao Jacopone. C'è la palla lunga in avanti. Il Venezia ha prevalso l'ultima volta che queste due squadre si sono incontrate e i tifosi oggi si aspettano un'altra vittoria. Attenzione, La Pintus. mette in mezzo. Veneziano! Palla dentro, c'è il gol! Ora doppio vantaggio per loro. E io sto qui. E voi dove cazzo state? Ha 2-0. impattato benissimo di A testa San sul Paolo ci sono il cross, Cume. peraltro preciso del compagno. Ottimo questo colpo di testa, preciso ed efficace. La traiettoria che ha dato il pallone era perfetta, il portiere non ha potuto fare niente. Grande assist di Pintus. E si riparte Cross di da un Pintus me li netto pappo tutti 2-0. di solito. Il bode. Sull'1-0 la partita era apertissima. Sì, il Bode Ora dopo l'infortunio possono non ha più permettersi segnato, di controllarla. Prova la giocata nello spazio. Pintus. Terence. Palla in Dai, out, che vogliamo la ci sarà tripletta, rimessa voglio laterale. almeno lottare per la capocannonieri, voglio fare il miracolo. Ehi Mangai. Maurizio. Attenzione il Duca. Può concludere. Ha fatto il Duca, bravo Ha Duca. dimostrato grandi capacità nel saltare l'uomo, ma il tiro è assolutamente da dimenticare. Mamma che Cume, Questa è sì, un'occasione sprecata. Sì. Poi Mangai. Salta e colpisce Michelotto, di testa. peccato. Niente da fare,
Ha perso una buona occasione. Il difensore gli si è incollato addosso, impedendogli di calciare liberamente. Dai, che è importante, cavolo, è importante sta vittoria, bisogna assolutamente ottenerla. Oh, ha paura il Napoli, sono fatti. Vai Polemangai, cross, Michelotto, ci abbracciamo. Terence, madonna, Terence di tacco. Il Duca, no ragazzi, il Duca è più sfortunato di un porco in calore. È incredibile, ma cosa di Terence di tacco è micidiale. Se la cava la difesa, allontana la palla. Di testa, madonna che Polemangai. La appoggia sulla fascia. Veneziano, Terence, boom di Terence così. Riflesso qui. Palla allontanata senza troppi che non c'è più forse Daniel Andrew, ma ragazzi, Daniel Andrew è proprio sfortunato, poveretto. Il Duca. Il pallone sulla sinistra, ora cosa succederà? Alamos. Pallone dentro. Riescono a mettere fuori. Gervasi, Emangai, il Bode. Veneziano! Mamma mia, fuori di un soffio. Ha perso un pallone sanguinoso, per poco non pagavano con il gol. E poteva segnare anche stavolta. È evidente che i compagni si affidino sempre di più a lui. Questo è il classico uomo squadra. Fauzi Gulam, che l'allenatore farà scendere in campo dal primo minuto dopo diverse partite. Ma stai zitto. Bella rete di passaggi. Zelinski. Dai, Gervasone, peccato. Allan. Cerca di mettere un pallone interessante in aria. Cerca di lanciare il compagno. Se ne va. Lorenzo Insigne. Bel pallone filtrante, non è riuscito però a concretizzare. Ha dimostrato una grande visione di gioco. Un passaggio fatto con il contagiri. Pallone alto nello spazio. Evita l'intervento dell'avversario. Michelotto. Emangai. Terence. Effettua un cross dalla tre quarti. Veneziano, Pintus. Cerca spazio. Pintus per il Bode. Riceve in ottima posizione. Il Bode ancora sulla Pintus. destra. Vai Pintus con i tuoi cross perfetti. La palla Pintus. entra in aria. Buona lettura difensiva, sarà però calcio d'angolo. Eyman. Callejon sbroglia la situazione. Purtroppo ancora Eyman che la riprende. Passaggio non da Eyman. 2-0 però va bene, va bene. 2-0 dunque la fine di questa prima frazione. Stiamo sfondando, sì ragazzi, importante sta vittoria, si arriva. Vedi che ci perdiamo con le piccole. Partiti e speriamo che questo secondo tempo possa regalarci grandi emozioni. Pallone intercettato, intervento davvero provvidenziale. Bravissimo Bode, che sono i recuperi bodiani. Palla al centro. Un esterno troppo lezioso qua. C'erano diversi compagni pronti là davanti, il cross però è stato impreciso. Terence. Bravissimo Terence, Emangai. Terence. Prova la giocata nello spazio. Tutto bene fino però all'ultimo passaggio. Ha cercato di sfondare per vie centrali ma non ha avuto fortuna. Ok, Alamos recupera la da Polemangai. Al Bode che la perde. Verso il compagno. Prova il filtrante. Prova Callejon. Sono un po' sbilanciati ragazzi, Palla larga in profondità. Chiude il triangolo. Ancora attenzione, due forse. In gioco. No, brutto gol. Grande giocata di Insigne. E hanno trovato subito gol in questo avvio di ripresa. Hanno cambiato passo. Con Michelotto là. Un cross perfetto. Non poteva sbagliare. C'era scritto basta spingere. Questo è un colpo di testa da Siamo manuale. attenti adesso ragazzi. La coordinazione perfetta e l'impatto con il pallone preciso. Niente da fare per il portiere. Siamo molto calati nella Lorenzo ripresa. Insigne realizza la sesta rete stagionale. C'è solo un gol adesso a separare le due squadre. Dovevano segnare prima possibile in questo secondo tempo. Il Bode prova il missile, peccato. Ora devono puntare al pareggio. Veneziano. Forse angolo, spero. Sì. Dai Eyman, cross, ci abbracciamo, Michelotto, riscattati per un tiro di testa non proprio perfetto. E si ripartirà con una semplice rimessa in gioco.
Apre l'alettone e deve far fronte alla pressione dell'avversario. Il Napoli ha deciso di aumentare la densità in mezzo. Sì, proprio così. Credo vogliano limitare i danni sui cross e le palle alte, piazzando un sacco di uomini in mezzo all'area di rigore. Per la serie la sicurezza non è mai troppa. Michelotto. Alamos. Polemangai. Il Bode. Da Polemangai per quello che vuole Gai! Madonna! Come d'incanto Gai! Come d'incanto Gai! Mamma mia che gol! Questo va tra i gol più belli, segnalatelo per Agi. Era difficile fare meglio, un tiro perfetto. Credo che non abbia nemmeno guardato la porta. La sentiva. Mamma mia, il Bode la dà. Puro istinto, trovando Eyman, cioccolatino di Eyman. Cioccolatino di Eyman. Sembra esserci un cambio. Vedo già un giocatore cioccolatino di Eyman. È lì a bordo campo. E ora ci sono cioccolatino di Eyman Gai. Dopo quello su punizione Eyman Gai stanno seccando dal miglior gol. Ma attenzione, nel calcio può succedere di tutto. Mamma mia, Eyman Gai. Usai dopo una serie B veramente della tre quarti. Ormai Eyman è da nazionale. C'è il cross. Thiago! No, che errore della... Mamma mia, subito 3-2, che errore. Con questo gol rientrano decisamente non possiamo stare tranquilli. Bello il cross, ottima conclusione. Non possiamo stare tranquilli. Partendo così da lontano è riuscito a sorprendere la difesa. Cristo. Nessuno l'ha preso in consegna e ha segnato di testa. Ottiene un buon calcio di punizione. Poleman è distrutto, mettiamo Canistra, ha fatto un gol però ragazzi, da fenomeno puro. Togliamo Daniel, mettiamo Alexandro, faccio tenere Terence per la fine. Siamo stanchi anche in difesa, mettiamo Sidoti. Lorenzo Insigne. Ocio. Bella serie di passaggi. Cerca di superare la difesa con questo pallone lungo. No, beh, non l'abbiamo fatto. Si libera la grande. Bravo Pintus. Passaggio in avanti. Veneziano, Terence, Michelotto. Hamsik. Callejon. E passa. Bravo, no. Bravo Gervasino. Eyman Gai. Il gioco sembra essere una caratteristica importante della loro manovra. Sì, assolutamente. Il Bode. Cercano di il Bode va allargare il difficile, gioco il Bode va per difficile, il Bode salta tutti, il Bisogna Bode! e creare gli spazi in mezzo. E hanno ragione, perché per quanto tu sia bravo, non è facile passare se ti ostini a voler sfondare al centro. Manteniamo il risultato, speriamo, cazzo. Jorginho. Teniamo duro ragazzi, teniamo duro. Mancano solo 10 minuti. Terence. Michelotto, vai Michelotto. Non perderla, vabbè, Canistra. Ancora Michelotto. Michelotto! No, il Cume di rapina sempre il Cume, peccato. Stanno cercando con insistenza il gol che chiuderebbe la partita, ma devono anche fare attenzione a non scoprirsi troppo. Terence, che recupero di Terence. Terence la vuole mettere in mezzo, si vede. Non c'è nessuno dei nostri. Ottimo disimpegno, la spazza però, via. Ciao Dark, notte. Prova la giocata nello spazio. Ottimo intervento. Pallaccio su Veneziano. L'arbitro assegna un calcio di punizione interessante. Ci vuole tempo per questa è certamente una buona opportunità. Canistra, ci vuole provare. Questa è un'altra opportunità per rendere il vantaggio ancora più pesante. Cerca il tiro. Mamma mia, il secondo tiro da dimenticare. Jorginho. Dai, che pochi minuti o addirittura secondi Pintus, e sarà che finita. recupero di Pintus, sa che sei morto. Prova a saltare il centrocampo. Bravissimi, vai Maggi. Si libera la grande. Maggi. Poesia in movimento, Agi. Altra Pintus, occasione. madonna. Perfetta la parata. Sicuramente non una parata semplice. Devono sfruttare questo calcio d'angolo. Vai lui, il nostro Ricostino. Terence, Michelotto. Madonna, si leva così Michelotto. E non trova la porta davvero per pochi centimetri. Ha provato a ripetersi. È un giocatore che si rivela pericoloso ogni volta che tocca il pallone.
Dai, vittoria fondamentale a Napoli 2-3, dai, che devo buttati fuori anche dalla Coppa ancora il Bode che recupera l'ennesimo pallone. Se ne va. Il Come vuole la tripletta. E credo si tratti di rimessa dal fondo. Ma come ma porco è arrivato due, dai. il momento dell'ultimo cambio a disposizione della squadra. Sostituzione comprensibile. Sembrava molto stanco, meglio fare entrare un giocatore fresco. Usai. Terence. Grandissimi, vinciamo a Napoli 3-2, partita pesantissima. Triplice fischio dell'arbitro. Una grande battaglia, molti gol, un margine minimo ma decisivo. Sono andati in rete alla prima Anche per la occasione Champions è dell'incontro. fondamentale il però risultato cominciare veneziano bene MVP, come giusto che sia. Siamo 47 a 43, mamma mia c'è il recupero. 4 punti di vantaggio, perfetto, manca ancora tanto, però ci siamo e stiamo recuperando su Napoli anche. Ora facciamo, io direi di fare questa, l'andata di Coppa Italia. Altre due, Roma. Allora, vediamo un attimo, diamo un po' di riposo al Bode, entra Francone. La Picella è stanco, mettiamo Grizzly. Michelotto è morto. Mettiamo Zincaro. Direi così. Ciao Mattia Coti. Ok, Barocco, solo questo. Un caloroso saluto a tutti voi, siamo in attesa. Mi fido di Rocco dal Giappone, col fuso ancora un po' orario. di Vai. pazienza e si comincia. Siamo contro la Roma, partita da vincere, questa è la prova della costruzione Venezia massimale. e Roma. È tutto pronto. E siamo pronti anche Pintus. noi per il racconto di questa gara. Pintus, Fabio Peraggi. Caressa e Luca Marchegiani. Ciao Fabio e un saluto a chi ci segue da casa. La partita di oggi si preannuncia interessante. Speriamo che sia all'altezza delle attese. Bravo Pintus. Una domanda al volo, Luca. Bravissimo Qual è il Terence. giocatore chiave di questa partita? Terence la dà Secondo me Sidoti, Kevin concordo Strootman, Sidoti, un concordo giocatore Sidoti, solido, di concordo grande Sidoti, sostanza. concordo Sidoti, Lui è molto concordo efficace Sidoti. nei tackle, ma allo stesso tempo Mamma ha una mia, grande visione uno. di gioco che gli permette di smistare palloni di qualità. È un centrocampista che gioca a tutto campo, sarà protagonista in questi 90 minuti. Ah, senza dubbio. Vai Pole Mangai. La Roma non deve affrontare soltanto degli avversari agguerriti, ma anche un calendario No, particolarmente no, fittone. no. Oggi Non però ci Fabio, credo, non una ci grande credo. squadra deve essere in Grandissimo, grado di scendere in campo ogni grandissimo 2 o 3 Sidoti. giorni senza eccessivi problemi. Se vuoi giocare su più fronti e inseguire più obiettivi, devi avere la preparazione giusta e una rosa molto ampia. Gervasi. Passaggio intercettato. Ok. Vai Il Terence, vai Venezia Terence. ha prevalso l'ultima No, volta che Terenzino. queste due squadre si sono incontrate e i tifosi oggi si aspettano un'altra vittoria. Pallone morbido verso la fascia Roba nostra, e il bravissimo. portiere la fa sua. Sì, best save assolutamente, concordo. Voi segnalate per tutto per Cerca H. spazio. È occasione persa questa, ha sbagliato l'ultimo passaggio. Al centro c'è sempre meno spazio, bisogna essere precisi e veloci nel passaggio. Terence. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Cerca la profondità, sulla Occhio. fascia. Riesce ad intercettare. Bravo Mito e Mangai che sta giocando veramente un calcio che va al di là Prova a scavalcare il dell'immaginazione. centrocampo Beyond con il Imagination. passaggio. Francone Bella da apertura. veneziano, il Cube. Ecco che Boom. fa il tiro. E c'è la rete. Assist di Francone, E ma si il è Cube fa un inventato gol. una tanto conclusione violentissima. Grande coordinazione e non potenza. sarò quello dell'anno Davvero un scorso, capolavoro. ma sono una sentenza in area o comunque sotto porta. Boom. E il Cube dà un abbraccio a Francone. Il No, Venezia Alexandro. segna il gol che sblocca la gara. Oh, Alexandro, meno Chi male. altro perché poteva sbloccare il risultato? Eravamo un po' preoccupati. È davvero cazzo, se l'arma in più Alexandro di me lo questa tengo da squadra. conto. È un po' il mio pupillo, Alexandro. La mette sulla sinistra. Ultimo Gervasi. passaggio impreciso, E poteva Mangai essere che una sta buona giocando, opportunità. mi sta Ha veramente... cercato di sfondare per vie È centrali, sublime, ma non ha avuto Eyman fortuna. ormai. Nainggolan Gervasi, poi errore della difesa. prova la giocata nello spazio. Bravissimo. Si riparte dalle braccia del portiere.
Il Venezia ha Grande portato Benito. a casa i 3 punti nell'ultimo turno, anche se ha faticato non poco per superare Gervasi. l'avversario. Un avversario che non ha mollato fino alla fine. Ma cosa fa? E trova il compagno. Francone. Fuori il lancio filtrante. Francone delizioso. Effettua il rinvio, ma la palla non va lontano. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Un pupillo è andato a male, niente Agi, finché Agi ha questa negatività difficilmente potrà cambiare. Ottima Io pressione. ricordo sua. che Eyman era Palla una cosa recuperata. vergognosa in B, sembrava un ectoplasma, una Pallone merda alto umana, nello in spazio. confronto Che il non lo so, portiere una merda era controlla migliore di Eyman. senza E dopo problemi. guarda cosa è Palla in diventato avanti adesso verso il Eyman è compagno. uno dei migliori della squadra, se non della Serie A, se non È d'Europa. stato un perché brivido per la squadra, ma si è fatto va in trovare nazionale pronto con Eyman, non so l'anticipo. con me. No, che cazzo fa Zincaro? Bel pallone. Gervasi. L'idea era buona, ma non è riuscito a trovare il compagno Madonna, giusto. ancora Eyman. L'intenzione era molto buona, forte ormai. l'esecuzione un po' meno. Veneziano fa una cosa tiro. impossibile. Il portiere si oppone. È stato splendido l'intervento del portiere. Beh, qui il portiere ha Senza tirato Agi giù la ne resta ancora, c'è saracinesca. Agi. C'è mancato poco Tanto per Agi è un trovare figo, ancora il però gol. io dai Vederlo 15. giocare è davvero un In questo piacere punto per gli della occhi. squadra del Como, che voglio solo Un talento vedere puro. uomini belli voglio. Prova a metterla subito in aria. Prova a saltare il centrocampo. Appoggia il Attenzione, pallone Francone. largo con eleganza. Ciao L'arbitro Peppe. assegna il corner. Ciao grande Peppe, anche lui nella lista del Come. Cercherà di metterla in mezzo. Sarà Peppe, lo dico già. Eyman. E la difesa se la cava con grande mestiere. Ottimo intervento di Attenzione, copertura. eccolo qua Grizzly. Primo tempo che si conclude dunque qui. Tifosi e giocatori saranno certamente soddisfatti di questo punteggio. Ora hanno altri 45 minuti per difendere il vantaggio. 1-0 Dai dopo ragazzi, il bisogna primo tempo. assolutamente vincere anche questa per ipotecare un po' di Il Champions, Venezia un è in pezzettino di vantaggio Champions di alla misura. volta. 1-0 il Se punteggio. andiamo in Champions, dopo là la vetrina è la vetrina. La Roma arriva a questa Terence. partita dopo un risultato positivo, frutto Barocco della per grande Sidoti. intelligenza tattica del proprio allenatore. Beh, di sicuro non ha avuto paura di osare, Veneziano, di correre peccato. rischi. E Agi. ha fatto benissimo perché alla fine le sue scelte sono state determinanti. Tiro da dimenticare. Ha preferito tentare la conclusione nonostante fosse molto lontano. Salgono con molti più uomini in questo inizio di secondo tempo. Sanno Va bene che è un Barocco, momento sì, decisivo lo della sono partita. l'altro, non mi sono dimenticato, scusami Barocco. Assolutamente piccolo Barocco. Manolas. Ma io Barocco Primo veramente Perez. me lo immagino un figo che va a letto tutto firmato. Prova il filtrante. Con la magliette Palla a di Nainggolan. Gucci, me lo vedo Prova così, a dopo, passare la Barocco. difesa, Per quello lo voglio scavalcandola bene, ma col lo pallone odio profondo. anche perché Vuole porco tirare. due stavamo prendendo gol. Perché lo odio Buona Barocco, perché conclusione. in Giappone fa il grande Barocco, no? Ha fatto In bene a 13 tirare partite, rasoterra, fa 8 per il gol. portiere sarebbe stato Vince Champions difficile League arrivarci. asiatica e tutto. Adesso Barocco, quando vieni da noi però, se non fai merda, ti culo. Tocco morbido. E la palla viene respinta. Attenzione Alexandro, e arriverà il vero momento di Alexandro. Ha fatto belle Allarga cose, sulla ma fascia. arriverà il momento dove Alexandro titterà il mondo. Me lo sento. Perotti. Lui sboccerà tutto su una volta. In Champions sboccia Alexandro. Sboccia in Champions Alexandro, me lo sento. Ci Vuole la andiamo. profondità. Se ne va. Alexandro. Attenzione. Fa un bel passaggio. Si coordina per il tiro. Francone, peccato. Ha perso un pallone sanguinoso. Per poco non pagavano con il gol. Grazie commento. Ecco un ottimo esempio di come passare rapidamente dalla difesa all'attacco. Il pressing alto a volte può portare a occasioni come questa. Niente da fare, non passa. Sì, questa è l'ultima ragazzi. Poi andiamo tutti sul canale di Polemangai. È mette sulla è sinistra. una pretesa ragazzi, tutti da Polemangai. Che ci Ci mette il divertiamo. piede e conquista il pallone. Che è La diventato un Roma giocatore. sembra stia provando a sfruttare tutta l'ampiezza del No, campo. no, sì, no, sfruttano cosa ha fatto maggiormente Mito? le Best fasce. save, no, beh, questa Già, è i loro avversari scandalosa. finora sono rimasti molto No, compatti. è arrivato un po' Credo addosso, che ma ha fatto vogliano una in qualche cosa, modo questo è provare ad decisivo perché aprire le maglie decisiva. della difesa, facendoli allargare il più possibile. Ancora Gervasi sta diventando anche lui. Effettua un cross dalla tre quarti. Cerca Francone spazio. da Veneziano, E Veneziano. passa. La conclusione. E c'è il gol. Doppio assist di Questa Francone, adesso è una mamma seria mia. ipoteca sulla partita. Bravo Francone, e Veneziano intanto cazza 2 Non ha gol. sbagliato, ha battuto il portiere, freddissimo. C'è un Ciao, movimento Rossi. lì a bordo campo e dunque cambio in arrivo. E Veneziano ne fa 2, Veneziano vuole insidiare E si almeno la riparte capocarriera. da un netto 2-0.
Sull'1-0 la partita era apertissima, ora possono permettersi di bravo che controllarla. Francone assist micidiali, La difesa sta lavorando molto per limitare gli inserimenti in velocità degli avversari. Francone addirittura vuole il gol, invece la passa Francone perché... Esattamente, si attaccano troppo la palla e si fanno superare. Gli avversari sono abilissimi a verticalizzare e arrivare subito davanti al portiere. Hanno ragione a essere cauti. È arrivato il momento dell'ultimo cambio a disposizione della squadra. Vai Francone, riscattati con un bel tiro. Era un po' dura tirare da là. Agi, la protegge bene Agi. Leggero fallo. Terence cosa fa non si sa. Illegali 99 stati. Agi. Avanza verso l'area. Ha fatto tutto da solo. Grande azione. Ciao Alamos, ciao grande Alamos, ciao. Un po' È riuscito a trovare l'angolo di tiro nonostante partisse da posizione molto defilata. Questo è proprio un giocatore che vede la porta. Ah, peccato. Hanno ottenuto un fallo laterale. Mamma mia Alexandro, Terence. C'è il cross. No. Di testa e il pallone finisce in rete. Non ci credo, meno male, mi sembrava 1-0 al momento, mamma mamma mia. Ha colpito Errore bene, un po' della con difesa, perfetta dobbiamo sempre coordinazione, soffrire, gran colpo di testa. Alexandro più Alexandro c'è e poi solo un gol adesso a separare le due squadre. Ora devono tu devi rimanere avere tutti i concentrati giocatori con e cogliere le talento quando occasioni giocano che si male sono molto presenteranno. polemici, però non è il bene né per la squadra né per te stesso, quindi basta. Prova la giocata nello spazio. Pericolo. Deciso io, no? Mamma Palla mia. allontanata Adesso senza la troppi rischiamo. complimenti. Adesso la rischiamo. Passaggio sulla destra. Passaggio in avanti. Francone, speriamo non costi caro l'errore di Francone. Buon intervento difensivo. Di prima. Vai Gai, cross e ci abbracciamo, Salta e colpisce di testa. Francone, aveva cazzo, spazio davanti alla porta, grande come... occasione fallita. Ragazzi, 25 fottutissimi minuti. Juan Jesus prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Terence. Heyman. Terence. Il Venezia aspetta l'arbitro, non ha dubbi, fallo qua, calcio di punizione. Alexandro dà fastidio, bravo Ale. Teniamo duro, teniamo duro. Di un assist. Provano a ripartire da dietro. Veneziano la recupera, e va Francone, fallaccio su Francone, bruttissimo, fallo su Francone interessante e manca poco al termine. Posizione invitante, potrebbe anche provare una conclusione diretta. Possiamo provare la punizione. I difensori dovranno provare in qualche modo a salvarsi da questa situazione. Vai Rumeno, spacca il cuore. Ci prova. Peccato. Pintus. Buon lancio. Riceve un pallone interessante. No, cazzo, era perfetta. Ottimo disimpegno, fondamentale. Sidoti. Heyman. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Terence. La butta su Terence. E si va a vincere, meno male. Il triplice fischio. Il fischio che determina la fine della gara. La fame di vittoria è stata quella decisiva nonostante qualche difficoltà dietro, qualche ingenuità. Arriva così una vittoria importante. C'è modo e modo per ottenere una vittoria. Dai, grande vittoria veneziana ancora, MVP. Andiamo a vedere un po' le classifiche assist e gol. Sono curioso. Mamma mia, il Venezia 6 punti da Napoli, ma siamo a 5 di vantaggio sulla Champions League. Ragazzi, calma, stiamo andando benissimo. Siamo sul podio. Vicino a Gigi Parra. Sento male. Ok ragazzi, andiamo a vedere un po' il database, info competizione. Serie A, classifica gol. Veneziano si sta avvicinando paurosamente con 2 mesi in meno. Mamma mia, 13 gol. Higuain 19, vediamo chi c'è poi. C'è Pole Mangai con 4, Terence con 4, Bode 4 e basta. Finora è sempre... Oh, il cume è pazzesco però. Classifica assist.
Abbiamo Jorginho, dei nostri il primo è Paul Heyman con 4, Terence 4, Alexandro 4, quindi ha poco da polemizzare. Alexandro deve fare gli assist, ne ha fatti ben 4, solo che Alexandro parte bene e poi si ferma, quello è il vero difetto di Alexandro. Pintus 3, Bode 3, Francone 2, bravo, Daniel 2, ok, quello è il vero problema di Alexandro. Guarda, ha fatto 4 assist come Heyman. Vabbè ragazzi, che dire, allora, che la facciamo? Io aspetto le disposizioni di Paul Francis Ford Emangai per andare tutti dal canale di Paul Emangai. Voglio andare sul canale di Paul Emangai. Ok. Boh. Come che hai scelto il cume? No, ci sono io, ragazzi. Ma come che hai lasciato? Sono qua, oh. Ragazzi, sono qua io. Perché lei è più lungo della storia umana? Cosa è successo, raga? Io ci sono. Ah, ok, grazie ragazzi, voglio bene. Ai ai ai. Scusate, sono ancora in live, io comunque faccio i cazzi miei. Beh, mi sembra positivo. Ok. Dove siamo? Eh, Prossima live non lo so adesso, sicuramente domani è sabato, no, forse domenica. Allora andiamo da Paolo, andiamo da Paul. Io non ho ancora capito che cazzo devo fare, cioè, ma organizza le cose e non mi dice un cavolo. Vediamo se posso capire che fare. Ah. Ma se non leggo, ma se mi leggo i messaggi, cioè scusa, sto scrivendo, cazzo, no? Dovrò anche pur parlare, piccolo Guy, mente piccolo Guy geloso, Guy. Aspettiamo Guy che dice. Ho detto vieni su Skype e iniziamo, allora però io vengo su Skype solo se stai sulla mia live intanto. Adesso io l'avvio, però devi parlare sul mio canale, punto e anche basta, perché lo decido io. Perché sono un dittatore, sono Benito, quello là, quello che con noi che c'è stato in diretta. Eccolo qua. Pisano. Chiamo Pisano in diretta. Ciao Pisano. Qual è la vicina? Vogliamo, Paul. Vogliamo, Paul. Non chiudo la diretta finché non arriva Paul. Eccolo qua. Eccolo qua. Oh. Pronto? Pronto? Pisano? Gai? Dov'è Gai? Dov'è? Non sento Gai. Non sento Gai. Gai. Non sento Gai. Non sento Gai. Dove sei, Gai? Oh, Dio mio. Gai non c'è, Gai non c'è, Gai non c'è, Gai non c'è.
Guy non c'è, Guy non c'è. Dov'è Guy? Ma non mi... non lo so Guy perché non ti sento. Provo a chiamarti io. Pronto? Aspetta, guardo l'audio, magari si è abbassato l'audio perché prima ho spippottato con l'audio. Maria Vergine, Polemangai. Organizza le cose, le organizza così, che Polemangai. Eh no, l'audio c'è. Neanche al massimo quasi. Cioè. Non ti sento. No. Ti chiamo io, ma rispondi alla mia cazzo di chiamata, Gai. Aspetta. Vai, ti chiamo io. Vai, Gui. Ti sto chiamando, Gai. Io chiamo Gai, non mi risponde. Che bello, sono le cose belle della vita. Mi piace questa live, Gai. Porcone. Ecco Gai, no, signori. Ci sei? Ecco. Aspetta, c'è un momento. Eccolo qua. No, ragazzi, c'è Gai in chat, c'è Gai in live, ragazzi. No, adesso spiego il vaneggio. C'è Gai in live. Vai, allora, Gai, parla, campioncino, allora, vai. Dal computer non si sente il microfono. Quindi siamo nella merda per la live. Ma come? Ma scusa, ma ti sento? Ma scusa un attimo, ma... Vecchio, sono dal telefono come ieri, quindi... Ma porca puttana, ma scusa un attimo, ma loro ti sentono? Ma allora, se loro ti sentono... vedi, loro ti sentono però, scusa. Non lo so, io non sto guardando adesso. Ecco qua, senti, la vocina... Ecco, adesso sborro, la vocina di Guy. Ti sentono? Aspetta che leggo come... Ti sentono? Che vocina sto cucciolo, vedi che sei piccolo, il piccolo Evan, il piccolo Guy. Il mio piccolo Guy, cazzo. Il mio piccolo Guy. Guarda, no, adesso do a solo un fortunato. A solo un fortunato che può collegarsi in chat con noi, ma solo uno. Solo uno. Chi facciamo? Michelotto. Michelotto. Vieni in chat, Michelotto. Dai, Miche, ti voglio in chat. E dopo chiudiamo questa live, perché sennò veramente c'è niente, non è bellissima, vediamo praticamente un cazzo, vediamo scritto Juve, Napoli, Venezia. Sì, se magari mi andasse il microfono da PC. Ma ti sento? Perché io ce l'ho collegato. Ma ascolta. Sì, ma sto dal telefono, porco. Ho capito, Eman, tu mentre giochi tieni il telefono vicino, non ci vuole tanto, Eman, cioè non è una cosa difficile, piccolo Eman. Vabbè, proviamo, ma secondo me è impossibile. Michelotto, ce l'hai Skype? Michelotto... Bubu. Se no a capire qual è il problema, ma... Se no chiamiamo Agi. Che devo fare? Dacci Skype. No, guarda The White Gamer, c'è Midona con scritto il piccolo Evan, Io ti ringrazio, White, questa è epica, è una screenshot questa è una screenshot. Il piccolo... ascolta, dimmi il tuo aggiungo contatto. Come ti chiami? Su Skype proprio Maurizio. Vediamo se esiste un Michelotto nel mondo. Ce ne sono due. Uno da Tito. Maurizio Michelotto. Qual è? Maurizio Mic. Tito, questo qua è da Tito, dai. Tito? Io so da dove viene. Sì. Ti ho aggiunto. Sei sicuro che lo facciamo come quel stalker vecchio? No, come il vecchio. Quello ha tipo una faccina arrabbiata, non lo so. È la faccina arrabbiata, Michelotto? Maurizio.mic. Vediamo se Michelotto ci risponde in tempi rapidi. Grazie comunque White Gamer, quando è epico il piccolo Eyman, cioè... Ragazzi, se con lo zoccolo duro arriviamo in finale di Champions, una roba così, andiamo tutti in chat su Skype, ragazzi, la facciamo insieme. Io ve lo dico, Io ve lo dico. Ok, lei invia Michelotto, accetta subito. Io ve lo dico, andiamo tutti in chat. Eyman, però sei tu alla live, devi tu parlare, non posso essere io, Eyman, dai. Sì, ma io sto cercando di aggiustare il microfono del PC, perché così è un casino. Praticamente l'audio computer
Cioè, l'audio della live si dovrebbe sentire dal computer, però non è che posso parlare da 2 microfoni contemporaneamente. Ma no, Perché dovrei parlare anche al telefono su Skype. ma tu parla, tu gioca e metti il telefono vicino, basta, questo devi fare. Sì, ma non vi sentite voi? Ma sì che ti sento. No, voi non vi sentite nella live? Ma perché sulla se ti sentono adesso, scusami? Madonna. Allora, ti rispiego da capo. Ma sto leggendo anche la chat, io non posso fare 10 cose contemporaneamente, porco due. Allora, ascolta me e basta adesso. Sì, vai, Michelotto, Allora. accetta la chat, ciao. Accetta la chat, Allora, l'audio del PC sì. È quello della live, no? Quindi Sì. io dovrei avere Skype collegato alla live Sì. per farvi sentire, no? Sì. Ecco, io adesso sono dal telefono. Sì. Perché su Skype non funziona. Ok, adesso ho capito. E cosa facciamo? Sto cercando di capire perché io ho sempre un problema, porca lodra. Ma Michelotto? Ma Michelotto? Michelotto, non so, Michelotto. È scomparso. Maurizio, ma tu l'hai aggiunto? Sì, sì, sì. Ma io non vedo nulla. Aggiungi persone? Non l'hai aggiunto? No, l'ho aggiunto che deve richiedermi l'amicizia, deve accettarmi l'amicizia. Okay. Vabbè, cerco anch'io Maurizio Michelotto. Ok. Tranquillità. Qua dice Maurizio.Michelotto Tito Italy. Credo sia questo. Adesso con calma, Michelotto, deve rifare la password. Un attimo che reimposta la pass che non lo uso da secoli. Ok. Vabbè. 15 anni dopo. 62 Vabbè, anni io dopo. aggiusto sta cosa, se riesco. Sì, però, guys. Allora, io ho microfono selezionato. Sì. Perché cavolo non funziona. Messaggi istantanei attivato. Messaggi istantanei da chiunque. Aspetta che aggiungo Alessandro Eva. O se no la facciamo il tuo, chi se ne frega. Ma ce ne sono un po' però, che ce sono tipo 50 Alessandro Eva, cioè, la vedo un po' dura sinceramente aggiungerti, devi darmi qualche cosa in più. Sì, ma Paul, ma è impossibile se tu... Io non capisco, ma comprati un paio di cuffie fatte bene. No, il problema non sono le cuffie, è l'applicazione che non funziona. Ma è impossibile. Cioè, non capisco. Ma è impossibile. Ma perché? Scusa, ma se da telefono funziona, perché non funziona dal computer? Perché io ho sempre un problema? Il discorso è che se tu hai la cuffia attaccata con la USB, un po' non legge trovare. Ma non è USB, è il cavo... Allora... Ah, è quello del buco? Sì, del buco. Sì, allora ciao, cioè, le usavo nel 15-18. Ma non è che sono professionale come te, dai. Ho capito, Guy, ma le cuffie, per Natale le compro su Amazon, te le regalo il prossimo Per Natale. Vabbè. Ma quando fai gli anni, Eyman? A luglio, quindi. Vabbè, insomma. che do coglioni. Tutto sbagliato, Eyman. Ma fammi lo stesso il regalo, dai. Va bene, quando facciamo il raduno, va bene? Va bene, dai. Ascolta, facciamo così. Io ti do il mio origin e tu la fai apri una nuova. Ma fa da cagare, cioè, dai, ma chi se ne frega. Sì, ma fa cagare così, cioè, cazzo, era bello. Sì, Michelotto che dorme. Michelotto che ha il cazzetto a forma di triceratopo. No, eccolo qua. L'ho trovato. Eccolo qua, eccomi qua. Minaccia il microfono di che se non funziona arriva Michelotto col frustino. Aspetta. Magari funzionasse il romano. Aggiungi persone, Maurizio Michelotto. Ok. Sentiamo se Michelotto ha una voce potente da Gulliver o se ha una voce da Pippa. Vediamo, adesso sentiamo. Maurizio. C'è Maurizio. Buonasera. No, ragazzi, c'è Gulliver. Ecco anche Gulliver. Scusate il bordello, ma non usavo Skype da anni, quindi ho dovuto reimpostare la password. Tranquillo. No, mi emoziono. Basta, adesso vengo proprio. Siamo tutti qua.
Ascolta, ma qua però adesso capisco tutto, però hai tutti i coglioni con queste cuffie di merda, cioè, facciamo qualcosa, o se no faccio una diretta io, non so cosa metto qualcosa. Te l'ho detto, dai, falla tu. Ma scusa Paul, che problema c'hai? Fammi capire. Allora, praticamente io chiamo su Skype, solo che lui non mi sente, io lo sento. Nonostante abbia il microfono attivato. Se lui chiama vi sentite, altrimenti al contrario no. Sì, no, ma casino, lui non mi sente direttamente, io sì. Qualunque cosa succeda. Ascolta Paul, scrivimi su Skype le tue robe di passo. Ragazzi, ci becchiamo tra Va poco. bene. La live rimane qua, quindi non andate via. Il tempo che ma tu intanto scrivi su Skype. Il tempo che mi scrive. Quindi sempre sul tuo canale come quindi? Sì, perché Ayman purtroppo ha problemi. Vabbè, si fa un'altra volta sul mio, dai. Si farà un'altra cosa. Boh. Quindi aspettate 5 minuti, ragazzi, non mollate. Il Poleman, effettivamente faccio io il Poleman. Ciao, sono Poleman, ciao. Faccio così in pratica. Possiamo chiudere Skype quindi? No, Skype, voi rimanete accesi. Ci becchiamo tra poco, ragazzi. Ok, aspetta, allora mi devo organizzare diversamente. Devo aprire la live sul tablet qua. Boh, io intanto chiudo. Vabbè, intanto chiudi come là. La venuta di Michelotto, The White Gamer, grande, 2 euro. Quindi anche Michelotto sta in chat a sto punto, cioè teniamo che il Michelotto perché... Boh. Sì, ma tanto. Ma non per dire puttanate, poi magari vi rovino la qualità della live. Ma no, ma tranquillo. Ma va, adesso chiamo pure il bot, vediamo se viene. Ok. Ti facciamo la sorpresa. No, ma White Gamer... Ma chissà se... Aspetta che ti mandi i dati. Scusa, Michelotto, ma la live non c'è più? O c'è? La live? Non lo so, aspetta perché adesso sto andando dal tablet. Prova a guardare. Sì. Mi sembra di sì, perché c'era dal vivo. Sì, sei ancora dal vivo, sì. Ma ci sentono? Aspetta che adesso la apro, se magari me la apre. Magari vi rovino la qualità della live. No, però è in ritardo comunque. Sì, ma cosa si vede, scusami? Pure mentale, mi sa. Sì, ma cosa si vede? La schermata che metti tu, quella quando stai facendo le modifiche. Ok. Comunque ci sei ancora, sì. Vedo anch'io. Perfetto. Ciao ragazzi. Tutti scrivono sì. Adesso mandami la mail. Ragazzi, se l'ho mandato su Skype. Se ci sentite mettete hashtag bodeporco. Ecco. Ma dov'è? Non la vedo, vecchio. Cioè... Ma come l'ho scritto? Madonna mia. No, è uscito prima, era uscito. Ah, ok, no, pensavo in quella privata. Su Skype te l'ho mandato. Pensavo che l'avessi messo su quella privata. No, vabbè, tanto che Michelotto mi fido, dai. Sì, non lo so, credo che sia nei messaggi, forse, boh. No, sì, vabbè. Non l'ho detto. Copia. A me è uscito un attimo, poi è sparito. No, la vedo. È sparito. La vedo. Ah, ok, tranquillo. a posto. Tranquillo. Tutto colpa mia. Casa dei miei amici. Ecco, bodeporco. Adesso fatelo. Ragazzi, un attimo, non posso leggere le chat. Se qualcuno ha scritto qualcosa, tanto ringrazio White per aver... No, scrivono solo bodeporco. Ah, okay. Hanno scritto sì a manetta, adesso bodeporco a manetta. Mi fa piacere. E Agi ha detto che ti ha scritto su Skype comunque. Allora vuole venire anche Agi? Vuole venire anche il porco di Agi? Per me non c'è problema. Credo proprio di sì, così lo consoliamo in diretta, dai. Sì, perché veramente è un mortuorio ormai, cazzo. Cioè, è sempre triste. Rocco Barocco ha scritto Michelotto si prende troppe responsabilità, addirittura. Io non capisco la password di Ayman è la più stupida che avevo mai visto. Sì, è già da qualcosa. No, vabbè, ma ci sono i numeri dopo, quindi non ho mica detta tutto. Ho capito, però. Vabbè, devono andare proprio a azzeccare la combinazione, proprio a culo, cioè... Michelotto mi sputtana l'account origin in live. Il problema è che non riesco a entrare, però. Come no? Ah, coglione, sono io. Io collegato, cioè... Oddio. Vabbè, dai, non c'è niente, poi cosa c'è su Origin? Solo cosa c'hai? FIFA? Che c'hai proprio più là? Origin si usa solo per FIFA. Poco altro. Non ho capito, FIFA è? Poco altro. Ah, poco altro, ok. Porco altro. Vediamo il bode. No, vecchio, non riesco ad entrare ancora. Vabbè, adesso però sono disconnesso. Allora,
Aspetta, riguardo se ho messo... Ah no, la J metti la maiuscola, ho sbagliato io. Sì, ma porca puttana. Scusate se Ma non... siamo ancora in live. Sì, penso di sì. Sì, Pensa sì. che, pensa che è bella questa live, una delle live più Ha detto Rocco Barocco 2 neuroni in 3, ha detto. Un attimo, ragazzi, un attimo. Ti arriva una mail adesso, piccolo Eman. Va bene. Non mi ricordo la password della mail. Ma come? No, stai scherzando, spero. No, perché ti inculo, porca puttana. Coso Aggi ha detto che ti sta aspettando te come? Ma dove Ha un detto, attimo. no, dai che voglio sentire la voce del rumeno, sono curiosissimo, dai. Sì, anch'io, però un attimo, perché aspetta, adesso lo cambio. Qua ci manca Picella che dona 50 euro però. Allora. No, se entra a Picella c'è direttamente il, come si chiama, il l'Iban e ci dà direttamente i soldi proprio. Mamma mia. Comunque non capisco Alamos. Non so se vuole attirare l'attenzione o qualcosa, però non capisco che cazzo combina quello. Ma è un drogato. Dov'è Alamos? Ma è un drogato, Alamos. Il live bello così ti sente. Perfetto. Ascolta, Eman, ti do 10 secondi per darmi i numeri, perché sto schizzando in male. 716865. Sì, ciao. 71 6865. Ti sei sputtanato da solo in pratica. Ok. Ha detto Terence, arrivo subito, zoccoli. No, io No, io vorrei capire, Alexandro, aspetta un attimo, il porcone. Dici che ti ha mandato il messaggio, quindi forse Ma dove? devi accettare. Ma dove? Non lo so. Non mi è arrivato niente, Ale. Sei entrato su Origin tu? Sì, Fabrizio ti ha chiesto il pin del bancomat, Paul. Non mi è arrivato niente comunque. Aspetta che adesso è arrivato in live quello che hai detto. Lui ha scritto su Skype, dice. Non ho niente su Skype. Io devo bere perché ho la gola arsa. Pure io fra un po'. Ma ti stiamo aspettando, mi sono il bode. Sì, ma Alexandro, dimmi tu il nome perfetto, perché ti aggiungo io. Rispondo ancora. Ha detto Fabrizio ha consigliato aggiungetevi entrambi perché a volte Skype scazza. Vabbè, ma a me sinceramente mi è aggiunto e mi è arrivato l'invito a me. Sì. Rispondo qua a Rocco. Ma vedete FIFA adesso? Sì. Okay. Ho scritto Alexandru Eva si chiama su Skype. Ma che foto hai? Perché ce ne sono 50 di rumeni, Alexandru Eva. Cioè... ci sta la foto mia la foto mia della mia ragazza, quindi credo sia tipo quella che c'è su YouTube. Non c'è. Non c'è. Non ci sono foto, Ale, con la tua... Madonna. No, togliete via, no, però togliete via l'audio se non capisco niente. No, aspetta, sto facendo casino. Ora si sente doppio? No. Ma se no, aggiungimi te, Alexandro. Sono Marco Ardit. Ardito. Hanno scritto come aggiungi Tiger _unit 21. Chi sarebbe, scusa? Non lo so. Ma cos'è sta roba? Cos'è sta musica di merda? Io non lo so, io ho tolto la no, Eyman, è colpa di Eyman. Ma che musica? Se io so, non ho nessuna musica. Non c'è nessuna musica. No, sul gioco intendo. Ma questa è cioè, il gioco avrà la musica, però cioè, quindi in pratica adesso tu come hai aperto tramite il profilo Origin il FIFA di Paul, quindi? Sì.
Sì, perché io sono povero, quindi non posso permettermi delle cuffie normali. Fabrizio ha detto che Alexandro è il primo della lista se lo cerchi su Skype. Madonna. Alexandro. Non può aggiungermi lui, fermo prima. Ah, eccolo qua. Sì, con la fanciulla. Guarda che belli che sono, cazzo. No, io lo dico sinceramente. Allora, a me non piacciono gli uomini, però Agi è veramente un bell'uomo. Cioè, Anche la sua fanciulla. Anche la sua fanciulla non è male, comunque. È una bella ragazza, proprio sì. Lei è fichissimo. No? È arrivato anche Kino Belic. Ciao Ottimo, Kino. ottimo. Buon, ti ho aggiunto, Alexandro. Dai, Alexandro, su, dai, amore mio, dai. Dai, bell'uomo. Che sennò qua la gente dorme. La live più controversa del genere umano, Dio Cristo. In quanti siamo? Qua mi dice 21 a me, 21 Sì. persone siamo. Ma siamo su però. ma FIFA l'avete visto comunque? Sì, ora adesso, no, però. Adesso è di nuovo tornata la schermata, quella quando fai modifiche, però prima era uscito FIFA. Vai sì. Agi, conferma, ti prego, perché sto schizzando male. Ti voglio un bene dell'anima, ma non lo vedo ancora io, fatalità. Vediamo qua se posso metterlo. No, quella puttana di tua madre. Ma quando si può fare una chiamata su Skype? Ah, non lo so in quanti. No, Alexandro, ancora non ti vedo ancora il punto di domanda. Lui dice che ha confermato. Però a me non dà ancora confermato. Maroccone stasera non deve andare Mamma a dormire mia. lo studente modello. È vero, Rocco è ancora qua. Alexandro ancora non me lo dà. Ha detto Fabrizio, non introppi, lagga a merda Skype. Sarebbe Ma è questo Tiger Unit 21, quindi. Non lo so, questo Tiger _ Unit 21 chi è, non ho capito. Sarà lui? Ma se provo a aggiungerlo io? No, ma dice che ha confermato, quindi vuol dire che l'ha vista la richiesta Alexandro. Sì, non capisco. Provo io comunque. Vediamo. Rocco ci mette pressione. Si è detto sì, sono io, ha detto. Vediamo. Sì, Tiger _ Unit 21. Lo sto chiamando, vediamo. Sì, vediamo. No, non risponde. Ce la faremo prima o poi, eh? No, sto schizzando male. Mai. Sì. Mai. Ma siamo sicuri No, che ho non aggiunto risponde. quello giusto? C'è la sua foto che bacia la sua donna. Non mi arriva nulla, dice. Live Tiger. Vabbè, dai, lasciate stare. Rocco Vabbè, ha si detto fa che... un'altra volta nel maso. Paul, Rocco ha detto che sei in ansia perché sai che trovi Messi. Vabbè ragazzi, andiamo, mi di dispiace, sicuro. cazzo, proverò a sentirlo il rumeno, Allora, online. Siamo Agi. Allora ragazzi, siamo qua. Ciao, sono Palevangai. Sono un nuovo youtuber affermato. Qual è il tuo il cognome del tuo migliore amico d'infanzia? Aspetta, lo scrivo. Che due coglioni, oh ma che sbaro. Vabbè, No. Meli. No, non ce l'ho. M-E-L-I. Meli? Sì. Ma che amici hai? Allora. Perché Ma che scusa, cazzo così vale Meli come cognome? Non ho capito. Non è corretta comunque. Oh, ci dovrei essere anch'io. Sì, vabbè, non è corretta. Attenzione. Chi è? Attenzione. Chi è? No. Cosa? Chi è questo? Sento una voce strana. Chi è? Buonasera a tutti. Oddio, sto godendo. Ciao Andy! Grandissimo, ciao vecchio mio. Ce l'abbiamo fatta. No, non va comunque Meli. Ma con la M maiuscola l'hai messo? Ma vai a fare in culo allora. A posto. Per te voglio godermi Agi però, cazzo. Agi, come va? Raccontaci un po'. Come mi sentite? Bene. Io ti sento benissimo. No, tutto bene. No, perché non c'ho il microfono, sto usando il portatile in pratica. Cioè, Ok. Mamma mia,
voce, no, vabbè, siamo tutti poveri. Boh, la sua voce al volto proprio. Sì, però... Allora, Hai ragazzi, messo 5 lettere, si vede. Però, oggi si comincia, ragazzi. Allora, c'è Agi in chat, quindi voglio trovare Agi Icon. Cioè, voglio trovare Agi Icon. No. Esatto. Dopo parliamo con calma, Agi. Adesso facciamo sto cazzo comunque di... è uscito pure Ronaldinho Prime, quindi se mi trovi pure Ronaldinho Sì. non sarebbe male. Ragazzi, siamo qua, pronti a spacchettare. Perché hanno messo qua un Ronaldinho particolare per il visto che si è ritirato? Cominciamo, ragazzi? Sì. Ok, allora. Vabbè, cominciamo. Salve a tutti, sono Eman Guy, un nuovo youtuber, sono un po' piccolo e un po' tonto. Andiamo. Primo pacchetto, vediamo. Oh. Scrivete a me in chat, ve lo dedichiamo. Cos'è una merda? Mamma mia. Vabbè, quei pacchetti non è che siamo proprio il massimo, dai. Ti tengo tutto io, ti tengo tutto. In pratica ci sono Rocco e Terence in chat. Poveri. Puccio, anche Dottor Puccio. No, Dottor Puccio ancora in live. Ragazzi, Dottor Puccio arriva sempre tardi. Ma dovrebbe arrivare Micro. Se arriva Micro, godo. Sì. Mamma mia, ragazzi. Mapi? Comunque volevo Kino Beric, volevo continuare a vedere la sua vita. Mi manca un pochino comunque. Ma non ho capito cosa, però. Ah, c'è anche The White Gamer e Fabrizio. Non ho capito. Ah sì, grandi. Intanto i pacchetti vanno avanti, ragazzi. Benissimo, stanno andando bene i pacchetti di Eman. Sono proprio fortunatissimi. Mamma mia. Mamma mia. Oh, ma se combini i pacchi di Eman con la fortuna del Cume, cioè non puoi capire cosa esce poi. Sì, una merda di acquisto. Beh. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia. Andiamo, dai, vediamo. Oh, pacchetto. Attenzione, lavagna. Blu. Oh, cazzo. Chi è? Un coglione. Sì. Quasi un ritardo proprio di 30 anni. Mamma mia, ragazzi, disastro comunque. Io a Pedersen gli darei una chance comunque. Mamma mia, raga. Cioè, veramente sono i pacchi più brutti che abbia mai visto su sì, ma questi sono i primi, tranquillo. Niente, ancora non va. Sono scandalosi. E per riscaldarsi, capito? Esatto. Mamma mia, io voglio trovare Agi che bacia sua amorosa in pack. Devo trovare silenzioso comunque. Pensa solo a cosa? Joker che ha speso tipo 3.000 euro, ha trovato un cazzo. Quindi esatto. Vedi, io non ho speso nulla. Sì, vabbè, ragazzi, ma Joker fa un pack opening ogni sera, quello là, quindi... Mamma mia. E non ha trovato un cazzo stesso. No, Tony Tubo ha trovato roba, cazzo. Mamma mia. Sì. Ne ha trovato oggi Bonucci. E anche Bonucci ha trovato prima della nostra live. Ieri Ramos. Ha trovato Bonucci alle 21 alle 20. E Ron ha trovato un Messi 98. Sì. Però belli i Kumba sfrutti i pacchetti altrui, che vergogna. Sì, ma che sborra, sono i pacchetti più sfigati del mondo. Cioè, che sborra, mamma mia. Alex si vergogna. Cioè, non è che sfrutta i pacchetti altrui Rocco e che ma non li può aprire, allora il Kume... No, ragazzi, ma io questi pacchi, cioè, spero di un miglioramento, perché in confronto... Ah, attenzione, finalmente, forse cos'è? If Argentina, esterno sinistro, Benfica. A me ancora Cervi. A me ancora deve arrivare. Cervi. Benfica. Ah, ecco. Cervi. Quasi lo scarto. scarto. Iniziano i pacchi, quelli buoni. Beh, però 91 velocità, cazzo. Non male. Certo che c'è una bella differenza tra la live. Cioè, mo sta uscendo Cervi. Sì. La live. Sì, stanno un bel po' di secondi. Vediamo. No. Ritorniamo con le merde. Il Kume trollerà un sacco di volte. Ma no, io non trollo mai, pippa umana. No, prima luce blu, Totti. Ma a me, sto 82 magari ci fai i soldi, boh. Sì, no, diciamo che comunque... Sarà 20k, dai. Sì, è che è veloce, almeno quello, dai. Ascolta Agi, però ti vogliamo in forma, Agi. Ho bisogno di Agi il massimo della forma. È mezzanotte e 20. Vabbè, il Bode ha detto... Attenzione, altro if. Un altro? Sì. Ma sei serio? Evans. Suarez, dai. Evans. Vediamo, tanto sai, fra poco esce. Cazzo, però 2 if è un culo di merda, vaffanculo. Vedi, tu dici pacchi di merda e poi vedi cosa ti esce.
Comunque oggi non possiamo vederti in panchina vicino a Gigi Palla, io ti voglio sì, tanto. Il livello è quello, cioè, ormai... Sì, ma Gigi Palla, guarda che gioca un sacco di partite. Se sei a livello di Gigi Palla, cioè... il Como lo fa giocare Gigi Palla, Grande Gigi Palla. Io sembro, sono utile come il giocatorino del Subute, quello che sta fermo, capito? Come il portiere si muove. Attenzione, luce, non è if. Non è if, bandiera. Brasile, portiere, City, Ederson. Buono. E non posso urlare tanto, ma è tardino adesso. Sì, infatti. A me tanto mi dà fastidio che il mio giocatore su PES, se fa qualcosa di buono deve fare sempre una cappellata, se non è lui. Tanto che lo odio quando fa così. Attenzione, iniziamo con i pacchetti maxi. Pacchetti maxi per Pole Mangai. Maxi, attenzione, l'emozione sale. Ecco, una merda. Ederson vale assai, vale qualcosina Ederson comunque. Come comunque i giocatori, anziché scartarli, mettimeli nella lista trasferimenti. E anche Tanto ci vuole un sacco, non ci vuole niente. Va bene. I really enjoy your content and Subban would like for you to check out Matcha. Oh, Madonna. Subscribe Comenda Veneziano and Polei Mangai for Paul Buffa and ok. Big likes. Leggiamo Rocco, ragazzi, leggiamo Rocco che sta ragazzi, No, io apro pacchi stiamo intanto. leggendo, tranquillo. Sì, tu apri i pacchi come fai sempre. Noi leggiamo Rocco perché sta un po' disperato. Qualcuno mi legge in chat. Mamma mia. Rocco abbandonato. Buonanotte Fabi. Attenzione, questo sarà il pacco vincente, ragazzi. E notte a tutti comunque, notte a chi va via. Nessuna luce. Sono meglio i pacchi piccoli di questi qua grossi, pazzesco. Sono i pacchi, ho capito, ok. Goretzka, ragazzi. Come te la cavi tu su Pro Club qua, Paul? Su Pro Club o su Ultimate Team? Ultimate Team, scusa, io non ci gioco, quindi non hai capito. Ultimate Team, guarda lo storico, più o meno come un giocatore medio. Sì, ma è una pippa, è una pippa. Sì. A parte che il Food Champions riesco a qualificarmi. Sì, non male che ti ho detto di perdere. mettermi in lista trasferimenti, me li stai scartando tutti. Scusa! Perché sono... Che genio, veramente. Questo finisce tra i fail di fine anno di altri. No, perché perché sono abituato a far così, perché non serve a niente tenere i giocatori così. Il come fai danni. Infatti quello che spende 20 euro non trova nulla, vero? Comunque vorrei farvi notare che Rocco sta rosicando male. Perché? Perché? Siamo tutti in chat tranne me e Terence. Sta rosicando male Rocco. Effettivamente stiamo a fare una live tutta per noi, tra noi 4, 5, 6 che siamo, e loro Sì, due stanno in chat a parlare soli. Sì, Il dottor Puccio è passato giusto per un saluto. Beh, dottor Puccio, ragazzi. Ma è un bell'uomo che è dottor Puccio, un bell'uomo dottor Puccio. Sì, sicuramente. Ma chi si recupera la live 5 euro domani di chissà The cosa White pensa. Gamer. Cosa invece, come si chiama? White Gamer, vedo che sta facendo amicizia con quello Sì. inglese là. Sì, ma io però voglio Apicella in chat. Se entra Picella in chat, cioè, ce ne torniamo ricchi proprio. Sì. Allora, Madonna, Ti fa la donazione e ti compri pacche a volo. veramente. Ma comunque, dai, si è creata una serie stupenda, ragazzi. Veramente. Ma io l'ho detto pure sul canale, sul gruppo, ma senza scherzare. Per i due Il esclusi. Bode. Ho 2 sentito euro. il Bode, o sbaglio? No. Come? The No, White... io ho sentito il Bode perché Grazie un The attimo invece White l'ho Game. immaginato. Grazie The White Game, troppo buono. Ma vuole fare Apicella, ragazzi, Stavo dicendo come è una serie che sinceramente non ho mai visto da nessuna parte su lo YouTube. so, infatti. Quindi è un'idea che hai avuto solo tu. Il Kuma innovatore. Come le Olimpiadi, tante altre serie che c'è poco da fare. Come creativo. Sì, Comunque sti pacchi belli fanno schifo in realtà, erano meglio gli altri. Se trovi Maggio, sì. Mamma mia. Già. Ok. Oh, però c'è un gettone cazzo. C'è il gettone cazzo da Gettone riscattare. draft. Che culo che ho, man. Bene. Madonna, veramente. Adesso con i soldi dei crediti li compro un giocatore. Baciuai. Vai. Ecco, No, come c'è la disconnesso. niente da Comunque, fare. come manda in prestito.
Chi? No. Domanda di prestito in live. Assolutamente no. Perché noi del Venezia non abbiamo niente da nascondere, facciamo tutto lo luci del sole. Certo. Sì, ma scusa, Tognin oggi non è mica venuto Tognin. Ma non lo so, ma guarda che oggi aveva scritto pure che mi sa che aveva scritto polemico. Guarda che mi sa che aveva scritto che c'era oggi, se non sbaglio. Aveva Sì. scritto qualcosa sul gruppo. Ha detto una cosa Sì, tipo domani pure alla mia live, solo che poi la mia live non c'è stata, ma non c'è stata nemmeno quella del Kuma. No, aveva detto tipo Oh, domani... finalmente. No. Mi si è Bandiere. bloccata Bandiere. Ok. Spagna. AD. Cioè, no, Napoli. Callejon. Ah, solo a me scatta la live ogni tanto? Non No, lo so. ma no. In che senso? A me non scatta. Ogni tanto si blocca. Io, No. Paul, sono senza forme fisiche. Potresti darmene qualcuna, porca troia. No. È appena uscito Callejon, per esempio. Se mi paghi 10 euro ti do una No, forma fisica. no, piuttosto ti faccio fare un po' di sti pacchetti qua. Vai. Te li Attenzione, posso fare, però... if. No, sembrava if, cazzo, peccato. Spagna, TD, Atletico, buon Fran. Comunque faccio, per il Bode faccio 10 euro a ora per ogni pacco che faccio. Ok, beh, tu fai i pacchi, sì. 2 ore faccio prezzo sociale 15 euro. Allora, vediamo. Niente. Mamma mia, ma un cazzo di Vabbè. Toti. Ma quindi la live stai continuando quella che facevi prima tu di PES? Sì. Quindi quando caspita sarà lunga sta live? Tipo 6 ore? Parecchie, sì. Attenzione, bandierine. Spagna ancora, che palle. Portiere, Napoli, Reina. Non può essere Ma De Gea, Callejon- se no era tutti. Ma Callejon Tipo if Fortunello. serve a qualcosa almeno. No, Callejon non era if. Ah, non era if. No. Grande, White Gamer, ragazzi, veramente si candida per qualcosa di grande il prossimo anno. Ma non ho capito chi è che vuoi aggiungere al prossimo anno? Iapep e chi? Poi? Uno solo adesso posso metterne. Adesso si decide Bartolucci, c'è Pep, White, sti Ma qua. scusa, ma scusa, ma al Michi mercato Cusi. estivo non ne metti due? Non ne metti due al mercato di... Avevamo già messo Francone. Ah, ho capito, ok, quindi ne hai tolto uno. Adesso vediamo. O comunque nella lista per gli awards mi mancano un po' di assist, Ce n'ho solo uno segnato. Perché è stata una stagione un po'. Perché il Kuma ha segnato poco per quello. Attenzione, Dobbiamo fare almeno una top 5. bandierina. Spagna No, ma stasera- ancora, coach, Real Madrid, Spagna. Asensio. No, ma stasera, Ma no. visto che balliamo molto in difesa, sono usciti molti più best saves che assist, Sì. sinceramente. È vero. No, ma io di gol e di fail ce n'ho. Pure di parate ce n'ho. Gli assist però mi mancano. Però ha fatto sì. un bel assist. Franconi ha fatto un bel Sì. assist stasera. Uno sì. Però io sto a cercare di lasciare posti per quelli un po' più. Sì, hai ragione, più sì, aveva speciali. ragione Agi, sì. Vabbè, quello che hai fatto tu in quasi in mezza rovesciata con Chio Verona era spettacolo. Sì. Quello era il migliore in assoluto. Beh, come il mio gol col Milan, cioè una bomba a No, incrociare. ma io come ho già spiegato, senza offesa, come io non voto il gol più bello, ma quello che mi ha dato più emozione, Ah, tipo il ok. gol dell'Specca al Perugia, Esatto. Ok. il gol di Polema di testa contro la Juve, cioè sono quei gol che è stata la prima vittoria con la grande. Che cioè, salti dalla sedia e, Sì. e voli per la stanza Sì, praticamente. ma perché ha Ale crollato Cioè, così tanto? io come ho scritto a Bandiere. parte gli scherzi, secondo me, non lo so, boh. Spagna, ancora Spagna, madonna, Reina. Madonna, quanto tutti sti rei. È proprio Giochi Fortunello, Paul. Dai, Agi, fammi trovare il tuo padre. Il mio alter ego. Esatto. Ah, perché c'è pure, come Icon c'è pure lui. Mamma. Sì. Sì. Oggi gioca l'ha trovato il doppione. Ci ha trovato 2 volte Aghi Il 80 No, No, vabbè, aspetta, no, doppione. Agi però, Aghi. Aghi, esatto, Aghi ha trovato. Aghi, sì. quelli Aghi e filo, capito? Ah, perché l'ha chiamato Aghi. Aghi, sì. Vabbè. Dai, cazzo. Ci sta. Però Agi, un Come- giorno mi offendo se non porti anche la tua signora o in chat almeno, eh. Ma io gliel'ho detto. Mi ha risposto con un bel sì, il pollice in su. Ma scusa, cioè... scusa, cioè...
Il bello è che Sisi pollice in su gliel'ha detto in faccia, in diretta. Solo così, sì. E gli ha messo il pollice in su. Attenzione, bandierine. Spagna, dai, Spagna. No, Croazia, attenzione, attaccante. Modric. Ah, Mandzukic, porca. Ma dai. Mamma Super Mario. Ma quale Super Mario? Non mi parlare di Juve, Michelotto, dai. Infatti, dai, Lascia stare. L'abbiamo Rocco fatto- chiede, come la tua fanciulla in live? Ne abbiamo fatto un Beh, furtarello. il primo anche del- sì, potremmo Dai. fare. Allora, però solo se Sì, c'è anche la Furtarello. fanciulla di Come al solito, dai. di Agi. Attenzione, Dai, il primo bandiere, dell'anno, su. Per non bandiere, perdere il tizio. Spagna, CC, Ancora. Arsenal, Favre. No, Casorla. Chi è? Scusa, ma Casorla. quanta roba sta uscendo? Ah, ma dai. Sì, però cazzo, ma veramente, ma come hai fatto a fare? Ma come hai fatto a fare sti pacchi, vecchio? Vabbè, 2 Sport. settimane me li sono tenuti. Ti hanno messo tra i toti di interessante che non c'era l'anno scorso, magari? Vabbè, i toti sono Vincenzo. scandalosi, secondo me. Vabbè, i toti oltre ai soliti Messi, Allora, Ronaldo, lo dico sempre io. là. In porta De Gea, difesa hanno messo Alves, Sergio Ramos, Bonucci, Marcelo. Centrocampo Modric, Kanté, De Bruyne, attacco Messi, Ronaldo, Kane. Beh, Ma Kane ci sta, Kane è fantastico. Kane è il top. Sì, Kane Per mi fa- me però è troppo più team of the Premier League fra un po'. Ah, sì. Però a me Kane, Considerando cosa hanno vinto altri giocatori, alcuni sono un po' di troppo. beh, sì, secondo sì, me. sì. Però secondo Kanté e De Bruyne non ci fanno niente, per quanto siano Sì. forti non ci fanno nulla. Però Però De Bruyne nella- sta una stagione fantastica. Cioè, sia- Sì, ma Kane nell'anno solare ha fatto un casino di gol, ha fatto, quindi... Kane Ha è fatto- sì, scarpa d'oro. quello sì. Infatti io c'ho Secondo una me paura... se C'ho una non paura metti boia la quando scarpa affrontiamo d'oro. in Champions. Sì. Mm. Infatti mo che l'affrontiamo in Champions mi sto cagando in mano tranquillamente proprio. Lo dico è solo per lui, perché poi per il resto la squadra è normale, è lui che proprio fa le cose strane. Mamma mia, basta, ma ho paura di quei pacchi belli. Ma Antonelli io lo terrei, guarda. L'anno prossimo punto a De Sciglio Toti. Beh, scigliatoti. Che uscirà di sicuro. Sì, però comunque c'è poco da fare. O si rinnova FIFA o me lo dico coglioni. Ah, infatti. Va pure a me, guarda. Perché Attenzione, hanno bandierine. proposto di nuovo. Spagna. Francia, attaccante, Paris Saint-Germain, Mbappé. Bello. Vabbè. Oh, 50k. Dai. Ce l'ho già. No, ma la Quindi musica... mettimelo in lista trasferimenti, perché sennò, guarda. Cosa mi fai? Scartalo, scartalo. Potrei mandarti No! un pacco Dio misterioso a casa. povero. Dio Cristo. Sì, sì. Oh, che divertente, mamma mia. Bellissimo che esce, esce il tizio esultare là. No, c'è la musichetta per me. Attenzione ancora, ma che culo che hai, ma mamma mia. Attenzione. Germania, DC, Bayern Monaco, Schule. No. Godo. Cioè, poteva uscire o Hummels o Godo. Boateng, esce Schule. Godo. Ma godo cosa? Ho avuto... Ma godo cosa? Godo. Ma godo cosa? Ciao, Godo. White Gamer, buonanotte. Eh? Buonanotte White Gamer che sta andando. Notte vecchio mio, grazie buonanotte, veramente. Grazie di tutto, Fine White soldi. Gamer. Notte. Grazie caro mio. Eyman fa il finto offeso che sborro, sì, sì. Che sborro ormai è D'altronde internazionale. è meglio Schule che Boateng, no? No, ma io godo. Sì, sì, va bene. Mamma mia. Che bello Che, vedere. che poi alla fine FIFA Attenzione. If Uruguay. Germania, Uruguay. attaccante. Hannover, Werner. Fulkrug. La delusione. Godo. Ma come Hannover? Godo. recuperato, quindi aspetta, vediamo un po' che esce. Fulkrug. Attaccante. Godo. Almeno fosse 69 anziché C'è 96. Ben. C'era anche Silva, ho visto, no? Attenzione, bandiere, che culo di merda. Però è un 82, magari. Spagna, magari attaccante, Adurizzi. Duriz. Mamma Il mia. pupillo di Ciccio Gamer. Lo fai per noi, Paul, lo fai per noi. Eh sì.
quello Ciccio Gamer c'ha Duriz e invece come si chiama c'ha... Attenzione. C'ha Rodrighetto. Rodrigo, sì. Sì, Francia, sì, DC, Barcellona, Umtiti. Mathieu. Ma quando io spero che esca fuori AS Portogallo, Nani, giuro esulto, ciao. No. Esulto. No, la cosa peggiore in assoluto. Parte l'infarto. Certo che Paul hai un culo, però mai visto. Sto trovando veramente troppo. Attenzione. Bandierina. Argentina, AT, Atalanta, Gomez. Mamma mia. Godo. Ma basta, godo. Argentino, AT, 5 lettere, Gomez. Godo. Godez. Numero 10. Esatto, Godez. Piede sinistro patato. Cioè bello. Quindi Attenzione, F Argentina, forse. No, scusate. Qua in no, Gomez. Portogallo, CDC, cazzo, Sporting. Ma va. Joao Mario, dai. Godo. Hai visto che ha scritto Rocco? Italia, ATT, Venezia, Comenda. No, ciao. Grande Rocco. Però dovrebbe essere IF. Comenda if. Madonna buia. 11 pacchetti, entra in top 10 quasi. Sì, però Tipo, io non capisco. Io non capisco come si chiama Eyman, che mai visto un uomo con pacchetti così fare tutte queste bandiere, cazzo. Cristo. Il Cume è rotto perché sta prendendo i grandi pacchetti ma non sono suoi, allora è rotto, capito? Attenzione, Esatto. bandiere. Soprattutto perché sono gratis e lui rosica. Brasile, Esatto. DC, Paris Saint-Germain, Marquinhos, godo. Ma godo. Godo, meno male che avete Ma così. basta. Ma tu Che immagini se ti esce Brasile, Juan Jesus, però è quello sbagliato, è quello da Roma. Ma per favore, guarda. Che bella sta live. Finché va così va bene. Allora andiamo avanti. Oh, c'è Se esce- Hazard. Allora, Il fratello. ecco appunto, vabbè, ne manco tanto male. Comunque, vedi che se ti esce, come si chiama? Samoa pure c'era. Se ti esce Ronaldo qualcosa particolare, come te lo scarti, te lo dico, Ah sì, No, sicuro. vabbè, se me lo scarta, non gli Esce parlo Ronaldo, più, quello non che gioca entro in Serie B, più com'è? nelle live, è finito. È finito. Io ho visto amicizie finire per dei toti scartati, Ma io ho visto anche omicidi per ridoti scartati. Sì. Omicidi. E beh, Le amicizie si rifanno, la vita non si ricrea. esatto. Beh, Ronaldo Totti chi te lo ridà alla fine, no? Appunto. Come la vita, chi te la ridà? Mamma mia. Sto dormendo, ragazzi. Chi sta dormendo? Il Cume? Io ho sonno, sì, è da lavoro domani. Perché Attenzione. Come? Ma non si va a lavorare. Bandiere, prestito, Germania, Come coach, Arsenal, Osil. Coach. Rocco ha scritto: vabbè, Perché raga, un po' dopo oggi abbiamo superato i limiti della decenza. Oh, il Bode. Oh. Buonasera, sono qua. Eccolo. Odesius. A collegarmi su Skype. Va tranquillo, ormai la live è degenerata. Osil. Mamma mia. Mi devo solo svegliare tra 5 ore. O poco più. Solo tra... Sì. Io sai che ti dico, ti do un consiglio, tira la dritta fino alle 6, che sennò qua... Sì, faccio finale del pomeriggio domani, ma che ce frega. Vabbè. Oramai. Faccio altro. Credo che sia impossibile che la Juve se lo prende così, là. Sarebbe un culo della Madonna, proprio. Basta, ormai sono finiti i pacchi di Eyman. Come ma lo scambio Pato Kalinic come lo vedi? Ma chi abbiamo No, collegato? Siamo con io spero che Michelotto e Alex. no, dobbiamo dare soldi per togliere Kalinic e non serve Pat. Vabbè, Rocco, cerca di farsi meglio cagare. Pato. Sì, vabbè, certo. Meglio Pato Rutto che Kalinic in forma. Sì, ma io voglio Kasper Dolberg, è un mio pupillo da troppi anni, voglio Dolberg. Comunque Ozil mi dicono che ha già firmato per il Cagliari, raga. Ok, perfetto. Ragazzi, ultimo pacco finalmente, perché non ce la faccio più. È già in Costa Smeralda a festeggiare. Il gode con la mia voce. Bene, Paul non ha trovato niente di buono, sono contento, godo. Eccolo.
Ascolta, Buonasera, Code. chi ti posso comprare? Madonna, Götze è sceso assai. Perché mi comunque. devi comprare qualcuno? Perché voglio farti spendere i soldi tipo 80 milioni per un coglione. Ma anche no. Ciao Rocco, buonanotte. Ciao Rocco, la live No, è finita in Rocco. maniera devastante proprio. Sì, quattro No, 84. cretini a cazzeggiare su Skype. Sì. Madonna Ma vigia. quanti spettatori ci sono ora? Ben 17. 17, 17, sì. come il numero del tuo Pensavo- pacco. Vediamo la tua rosa, vediamo, spiamo la rosa di Heyman. Bello, Vai. Mario Io Rui. qualche Madonna, pacchetto una bronzo rosa spenderei incredibile. comunque. Io ancora non la vedo la rosa del pollo. Devi vederla No, prima. hai il giocatore di Natale, lo voglio anch'io il giocatore di Ecco. Natale. Tu non te li sei fatti, è colpa tua. Per forza, perché Bello. io trombo e tu stai là a fare un cazzo. In realtà trombavo Che simpatico. In realtà trombavo con il Bode, in realtà. Paul, perché tu devi spacchettare per te e per il cume. Sei là che sbagli tu. Sì, no, perché Paul Certo. Perché Paul, guarda, io comunque ho fatto ho mantenuto la promessa, sono stato sveglio, ho fatto tutto per Paul, ma Paul non mi dice dai adesso ti regalo tutta la squadra, no, non te le dice queste robe. Era una stronzo Vabbè, Paul. tanto ormai sai la password, prenditi pure il Ma, canale, tutto ma qua. che poi non si può neanche in realtà, come una volta, che tipo, non puoi darmi un Cosa? giocatore tuo. Non si può più fare No, sta cosa. non si può. Non c'è più lo scambio. Una volta c'era la possibilità Comunque- di fare lo scambio. No, perché FIFA, anziché andare avanti, torna indietro lo e togli so. le cose belle, capito? Vabbè ragazzuoli, io saluto tutte, questa live è durata anche troppo, ringrazio Polei Mangai delle possibilità che mi ha dato per aprire questi pacchi fantasmagorici. E... Come Vabbè, sappiamo- ringrazio il Kuma, io guarda, che è pacchi, rimasto va. sveglio per colpa mia. E la voce, e il Bode ha scritto la voce di Michelotto e Ale. Veramente io adesso ci salutiamo meglio fuori dalla live. Però voglio salutare Sì, un con po' la foto diretta. private, Un saluto a nude, tutti. eccetera, eccetera. Ragazzi, vi Alle spalle saluto del Bode. con un importante quesito. Ma Paul Heyman è fortunato su Foot o è Foot sfortunata con Heyman? Questa è un'altra storia. Ciao ragazzi.